consolidata da tanti anni, e devo dire che ci confrontiamo costantemente sulle tematiche dell'agricoltura, e sono già tanti gli spunti che il neo assessore mi ha dato, e con questo ruolo che ho adesso cerchiamo tramite Veneto Agricoltura di diciamo, mettere a terra. Ringrazio tutti voi per la presenza, sapete che per noi la rete Achis è fondamentale, anzi saluto i regionali presenti, vedo anche il dottor Contarini qui presente, che ha voluto fortemente. Quando io ero assessore mi ha sempre detto: assessore, dobbiamo spingere sulla rete Achis e quindi sui finanziamenti tramite prima PAC, adesso CSR, per finanziare diciamo, questi nuovi strumenti che devono essere a disposizione dell'agricoltura. E questo poi, Dario, è un richiamo che noi ti faremo a continuare, diciamo, su questa strada, perché sono tante le idee che abbiamo in campo. Veneto Agricoltura ha questo compito, quello di fare più che ricerca, ma sicuramente anche ricerca assieme appunto al mondo universitario, ma soprattutto fare innovazione, sperimentazione, ma soprattutto trasferimento delle conoscenze. Questo è un tema fondamentale. Oggi, con il problema del cambiamento climatico, delle difficoltà che vediamo, questo penso sia fondamentale. Noi vorremmo, assessore, qua anche tu me l'hai sempre detto, trasformare sempre di più anche le nostre aziende come aziende Demo Farm, quindi dove si possa con mano concretizzare per i tecnici, ma anche per il mondo agricolo, per i nostri agricoltori, capire come fare agricoltura. L'Europa ci dice che noi dobbiamo avere un'agricoltura sostenibile, questo è corretto, però è anche vero che oggi produrre in Veneto, in Italia, in Europa, in particolare nella pianura padana, dove le condizioni pedoclimatiche non sono il massimo, significa tanti costi che ci mettono fuori mercato, perché il tema poi del problema che noi vediamo è con le importazioni che arrivano dall'estero. Questo è un tema politico, assessore, che tu sai bene, conosci bene e stai anche trattando anche col Ministero, però il dato qual è? Che noi dobbiamo coltivare in maniera sostenibile ma anche a costi più bassi, e questo lo si fa soltanto se c'è ricerca, innovazione, tecnologia, trasferimento delle conoscenze, e su questo noi dobbiamo puntare. Io ho chiesto, ma la dottoressa Liviero mi ha detto che lo stiamo, grazie a voi, già facendo, e secondo me dovremo implementarlo, assessore, il fatto di avere a disposizione in tempo reale anche i dati. Ieri abbiamo presentato l'annata agricola 2025 e giustamente l'assessore ha detto: beh, tutto bene, positivo. Se guardiamo anche il tema, per esempio, zootecnico, il 2025 è andato bene, peccato che negli ultimi mesi già il prezzo del latte sia crollato rispetto ai dati che noi avevamo nel 25. Questo cosa ci dice? Ci dice che dobbiamo essere sul pezzo costantemente ogni giorno, che il mondo cambia così velocemente che anche le informazioni devono arrivare in maniera velocissima all'agricoltore, non solo per vedere il momento reale che sta vivendo, ma magari poter anche pensare a cosa fare, a dove investire, a come muoversi. Questo sarebbe l'ideale. So che non è facile, però è anche vero che è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo, no? Come si direbbe. E quindi grazie a voi, a questa rete, io sono convinto che con i nuovi finanziamenti che arriveranno dal CSR noi insomma potremo implementare questa progettualità, e lo scopo è arrivare a questo. Quindi grazie a tutti voi. Grazie anche ai tecnici della Regione, grazie anche a te, assessore, per la disponibilità che ci hai dato anche a proseguire e a implementare queste tematiche. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Sì, passiamo la parola per i saluti dell'assessore. Grazie. Un saluto vero, intanto saluto il dottor Contarin, perché lui mi porta sempre delle buone notizie, quindi alla fine... Poi sono stati bravi in Regione, perché spendono bene i soldi e siamo, mi pare, correggimi, i primatisti in termini di regioni a livello nazionale. Io vi chiedo scusa del ritardo, ma è stato un ritardo legato ad un problema che è zuccherificio di Ponte Longo, coltivazione della bietola, pochi contratti di coltivazione stagionali. L'agricoltore è preoccupato, non vuole coltivare la bietola. Ma voi mi dite, ma perché stai dicendo questa cosa? Perché è proprio un tema, no?
Cioè è il tema di dire, oltre all'aiuto ad ettaro che noi possiamo mettere, e lo metteremo sul bilancio, perché parliamo di sovranità alimentare, ma parliamo che abbiamo 2 zuccherifici in Italia, uno in Veneto e noi lo dobbiamo difendere. Ma qual è il tema oltre che l'aiuto a ettaro? È quello di dire, dobbiamo convincere l'agricoltore perché la bietola con la ricerca può avere maggiore produzione a ettaro, può avere maggiore resistenza in termini di temperature in terra, può avere anche migliore utilizzo dell'acqua che c'è, cioè una sorta di produttività generale della coltivazione della bietola. È un esempio, ma è un esempio dello scopo che siamo oggi qui. Cioè noi in qualche maniera dobbiamo calare sulle aziende venete e nel sistema anche della regione del Veneto una ricerca continua. Difatti cosa abbiamo stabilito oggi sull'incontro? Sì, andremo al Ministero, cercheremo un tavolo dello zucchero nazionale, però il pilastro fondamentale è cerchiamo di migliorare la qualità della semente, in tutti i sensi. L'ho chiesto ieri al direttore Federico Caner, ma lo chiedo anche a voi, cioè noi dobbiamo unirci in un unico scopo, coinvolgere università, giovani ricercatori, finanziamenti, sistema ACRIS di ricerca e di sostenibilità, Europa e anche, dico io, produttori e aziende in un unico cerchio, che è quello di dire miglioriamo la qualità dei nostri prodotti con la ricerca. È finito, a mio avviso, il sostegno finanziario, non è finito. È una parte importante il sostegno, ma è una parte estremamente importante per tutte le problematiche che abbiamo anche ambientali, la ricerca. Ed è un pilastro fondamentale anche del prossimo CSR. Quindi io voglio rassicurare tutti quelli che sono qui nella filiera della ricerca. Per noi, per me come assessore, ma anche per il direttore di Veneto Agricoltura, è strategica. È strategica nella condifesa, che abbiamo parlato ieri, nelle avversità, nelle fitopatologie in generale, nelle problematiche che ci sono. È strategica anche nel bostrico, perché io ero nel tavolo nazionale del bostrico e in qualche maniera al Ministero abbiamo coordinato una ricerca. È strategica anche nel migliorare la produttività delle nostre coltivazioni. Guardate che il prossimo tema, al di là della bietola, sarà il mais. Sarà il mais, e sto per chiudere. Il mais, quando ci sarà la pace in Ucraina, arriverà una quantità di mais notevole e importante che abbasserà il prezzo e il tema sarà quello di dire serve coltivare, è possibile coltivare mais in Veneto, e lì il tema sarà miglioriamo la produttività ad ettaro del mais. Cioè il tema è che ormai non è più possibile sostenere solo con aiuti PAC, ma bisogna praticamente introdurre tanti aiuti alla ricerca. Io vi ringrazio di essere qui, grazie anche di tutti gli sforzi che fate e io sono a vostra disposizione. Grazie ancora. Grazie all'assessore per i saluti e per quanto ha detto. Mi sembra il messaggio forte e chiaro: continuiamo a fare squadra. Continuiamo a fare squadra per fare ricerca e innovazione, mettere a terra i risultati della ricerca e innovazione nelle imprese agricole. E per fare squadra, oggi la conferenza, il titolo è Il Veneto si racconta, e si racconta dalla parte regionale, ma anche dalla parte poi di chi sta utilizzando gli strumenti che a livello regionale sono stati predisposti sulla base di quanto poi prevedevano comunque i regolamenti comunitari. Per fare squadra significa anche fare squadra non solo internamente al Veneto, ma fare squadra anche con le altre regioni, e oggi sono presenti i nostri colleghi di altre regioni, e fare squadra soprattutto con la Commissione europea, perché la Commissione europea oggi la vogliamo qui come se fosse un Veneto che ci racconta quella che è la futura PAC praticamente, per quanto riguarda l'ACIS chiaramente, e io ritengo molto importante questo rapporto che riusciamo a mantenere in questo modo con la Commissione europea, perché da quando abbiamo il piano strategico nazionale i rapporti si sono abbastanza diluiti, la nostra autorità di gestione lo può confermare. Io ho trovato sempre una grande disponibilità nelle strutture della Commissione, in particolare quelle rivolte all'ACIS con cui mi interfacciavo
più frequentemente, la loro disponibilità ad accogliere, a dialogare e a discutere e a confrontarsi. E grazie alla direttrice Antonia Gomez Romero, che è il capo praticamente unità di Claudia, a cui lascerò poi la parola, e al suo vice Ugo Almeida. Quindi chiedo di portare proprio i ringraziamenti. Oggi abbiamo qui con noi Claudia, che appunto lavora all'interno della struttura di Ugo e di Antonia, e la chiamerei qui. The floor is yours. L'intervento sarà in inglese, per cui seguitelo. Chi ha bisogno delle cuffie c'erano all'esterno. Claudia, you can sit here because you have the laptop. Grazie, assessore. Grazie. La sua presentazione praticamente è una presentazione che tratta quella che è la prospettiva nelle bozze dei regolamenti comunitari, come li abbiamo visti, pubblicati e messi a disposizione, per gli interventi ACHIS. E quindi particolare attenzione a cogliere quelli che potrebbero essere i cambiamenti e quali potrebbero essere i margini di libertà forse maggiori rispetto a quello che abbiamo vissuto in questa programmazione. Claudia, the floor is yours. Hello? Yeah, it works. Yeah. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Claudia Ramczak-Noemi. I work, as explained by Giorgio, in European Commission, in DG Agri, in unit called Rural Areas and Networks, where I'm policy officer there, and there we cover areas of knowledge exchange, of innovation, operational groups, ACHIS, and so on. And thank you very much, Giorgio, for inviting me here. It's really a pleasure to listen to the discussions, worries, ideas, needs, in Italy, in Veneto, in other regions. I must say it's really enriching also for us to understand, not just to be in our close bubble, but to see what is going on. So thank you very much for this opportunity. I see. Yeah. So in my presentation, as mentioned by Giorgio, I will focus on some general aspects of CAP which are important for ACHIS. I will present the proposals for supporting knowledge sharing and innovation as proposed by the in summer published CAP regulation proposal, the system approach, and some other related ACHIS provisions. As you may be aware, CAP there will be a different structure for the budgeting and funding of the next CAP. It will be part of the national and regional partnership plans, together with other currently existing funds. And in this total ambitious budget, 865 has been devoted to different programs. And out of these 865, 300 billion have been earmarked for the CAP, for so-called income support interventions. However, ACHIS interventions don't fall under this ring-fence budget and will have to be covered from the non-ring-fence, non-allocated amounts outside of this ring-fence amount, out of 453 billions. And recently, in the recent discussions, President von der Leyen said that additional 45 billion euros will be made available earlier in this let's say, pot. This will be a major difference from now, where we have a specific two agricultural funds, Agricultural Guarantee Fund and Fund for Rural Development. It will, but also give more, let's say, flexibility to the member states, to the regions, to develop synergies with other instruments and
to cover challenges and needs which are getting bigger. So this will be also something more challenging, but maybe also more giving bigger results for you and for Europe as a whole. And now that I explained the general setup, we can go to AKIS. So in principle, provisions on AKIS, on knowledge innovation, will stay the current path stay on the current path of work. There are no huge differences apart from the funding structure, with emphasis on better functioning AKIS, because there has been big developments made in the past decade or so. However, this connection of actors, improving knowledge flows, making them more efficient, needs to make a further step and develop more. And EIP Agri, I'm not sure if you all know the abbreviation, but just in case, stands for European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability. This innovation instrument will stay a cornerstone of AKIS in the next period. The whole CAP proposal, including AKIS, has been based on the Vision for Agriculture and Food, which is a strategic document published by Commissioner Hansen in February last year. And in this document, using knowledge, research, and innovation, besides strengthening AKIS and supporting advisory services, are two priorities in our field, requiring also actions, meaning CAP will keep on supporting AKIS with EIP as a cornerstone, and there should be strengthening of independent advisors. Now, if we go even a step further in the details, as you may be aware, there are 5 main articles covering AKIS in our current regulation. This has been slimmed down, but not just for AKIS, also for all other fields. There is less text, less provisions, less regulation, if I can say, going more in a simplified way. So there are 2 main articles, namely Article 19 and 20, describing the actions and the rules for the next period. And of course, national networks play a very vital role in this, in AKIS, and they will keep existing and doing a job also for innovation and knowledge. So if you go now a bit further in Article 19. Article 19 is the so-called intervention article, describing the interventions. Like Italy has now 9 interventions, some under cooperation article, some under knowledge article, and this broadly will keep on existing. But how it has been included in the, I mean, I'm not saying that interventions will exist, but possibilities to form such interventions will exist. Because there are 2 main types of interventions included in Article 19, namely the first one, to prepare and implement operational groups, and there another element has been added, namely to ensure broader uptake of projects' results, because we're noticing that this is something where we are all still lacking, and we need to make a further step to use these results of broad knowledge. For example, in Europe we have over 4,000 projects created, and there is really a vast story, let's say, basket of knowledge created of innovative solutions that needs to be broader used. So that's why that element has been added. And then we have a second type of intervention for knowledge sharing action, which covers all different activities, as you have now more or less under No 78 article, to promote innovation, training, advice, skills development, advisory services, and so on. This article then, in continuation, also describes the EIP Agri setup, the partnership as such, and also how operational groups will work and conditions. If you look now a little bit what I started explaining before on the funding and how this will work together with the national and regional partnership plans, as said, funding will come outside of the CAP ring-fenced amount. Member states will provide this, will do these activities. However,
general provisions, also funding, budgeting provisions of the NRP general will apply to the AKIS interventions, namely, just to list a few, national contribution will depend on the development of the region, with 15, 40, or 60% of national contribution. Then aid intensity, maximum support rates for the projects doesn't have limit, will be up to 100%, but this may be limited by the state aid rules that will come into play towards end of the legislatory process. Another new thing is also simplified option, because for the operations with a cost of less than 100,000 euros or equal, this will be an obligation. The direction of going is towards simplification, and we hope this will really simplify the work of administration, of the beneficiaries, of everybody. And of course, an additional national financing will be also possible. To look a little bit of the aim of the European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability, it will more or less keep the same roles or tasks that it has now, with the main objective being to accelerate development and use of innovations, fostering synergies, in particular with the research policy, but also others, and it shall be disseminated through AKIS. The EIP shall support operational groups, it shall link research and farming practices, and bring these two poles closer together to work close, connect innovation actors and projects, and focus also on dissemination of information, of knowledge, of innovative solutions. Also, principles for the operational group projects. Now I have presented the partnership and the main principles, and now going to the projects. There is an obligation, how the proposal is written, to implement these projects, and they continue being implemented based on the interactive innovation model, which, as most of you, I'm sure you're aware, covers three principles: that it has to focus on bottom-up needs of the farmers, partners have to work together and have to bring together complementary knowledge, and they have to work in a co-creative and co-deciding manner throughout the project. As mentioned before, broader uptake is something new, and this is meant to be included beyond the dissemination of the results of the operational groups, and must be implemented by the projects. And if there are further action of dissemination, this can be done under the B point, under other actions for innovation. Maybe just to list a few such examples, what operational groups could do. They could do demonstration activities, develop additional tools for broader uptake of results, participates in brokerage, innovation fairs, and adaptation of the solution, and also pursue cross-border collaborations. But that's not, there's just a few ideas to give an impression of what we had in mind with this broader uptake of results. There have been also introduced some general conditions for the operational group projects, but they are quite common sense principles that, I mentioned interactive innovation model, that it should involve at least 2 different actors, of course contributing to the CAP objectives, and that member states has to put in place objective criteria and transparent requirements for the content, duration, submission, and approval of project plans. There is a focus on dissemination, as I mentioned previously, and member states will have to ensure that key results of the projects are disseminated to practice-oriented channels. And also the elements of this dissemination have been given in the regulation by saying, objective of the projects, partners, thematic areas, geographic location, total budgets, and final outcome, of course, with the focus on solutions created. And
as mentioned, also networking and national networks, so European and also national CAP networks will keep on playing a major role in the dissemination. They have objective but also task related to the AKIS fields. Further on, there are there is also, besides this obligation, also an element linking Article 19 and 20 included in the intervention Article 19, namely that advisory service has to be in line in what is specified in Article 23, but I will mention this later. No support for research bodies, only because we talk about cooperation, and that the general rules of NRP regulation apply. Now we can look a little bit at the Article 20, which is so-called, I would call it a system article describing how the system should work. There are some elements also included, very relevant elements included in the NRP proposal, namely AKIS definition, which is along the same line as now, that AKIS means combined organization of knowledge flows and organizations for those who use and produce knowledge and for spreading knowledge and innovation. And that member states will have to include in their NRP plans in the CAP chapter how is the organizational setup of AKIS, like we have it also now in CAP strategic plans. And then we go back to CAP proposal, where we have this Article 20 on AKIS and advisory services. In first place, the elements of AKIS are listed with the main objective of AKIS, like specifying how innovations and up-to-date knowledge should reach farmers. And with this in mind, AKIS shall ensure effective knowledge flows and synergies between relevant actors, access to impartial and qualified advice, support for innovation support services for setting up operational groups and using interactive innovation model, dissemination and outreach of research outcomes, also specifically mentioning demonstration, which is a very perspective and tool. And also it will include interventions that will be chosen and designed in the NRP plan and complementarity with other relevant measures, Horizon and also national instruments. And AKIS will also include farm advisory system. Further on, AKIS 20 describes farm advisory system. This farm advisory system needs to ensure access to impartial advice for farmers and forest holders. Also, the areas which shall be covered are specified, namely sustainable and resilient land management. It shall support farmers in complying with the requirements for support set out in the NRP plans, setting up and transfer of holdings and startups, business management, access to social support, and raising awareness about mental health and relevant services. It's not that advisors need to do these services, but they just need to be aware about how to reach them and how they're available. And use of innovations, data-driven solutions, and digital tools. In this article also, targeted advice for young farmers is mentioned, also very important. Direct access to advisors, for example, with means of public databases or advisors. And as mentioned, advice has to be impartial. Advisors need to be trained, qualified, and have no conflict of interest. And then a little bit outside, but very much linked, is Article 16, which is about starter pack for young farmers and interventions related to AKIS. In this article, Commission proposed that national governments prepare a generational renewal strategy to bring in more new and young farmers. As you know,
on average, Europe is not doing well, it's doing quite bad in this field, and there needs a special attention, and it's also priority for our commissioner. So member states will design their strategy on generational renewal, and within this strategy, there will be a set of measures helping young farmers to set up and be competitive and succeed in their farm. And there are also 2 measures, as mentioned, cooperation interventions facilitating access to innovation through EIP operational groups, and access to advisory services and training programs, specially tailored to the young farmers' needs. And to conclude my presentation, I would like to mention that we are already, besides the proposed legislation, very active on the Commissioner recommendations. In Article 2 of the CAP proposal, provides that Commission will, in certain areas, give to the member states a recommendation, and one of them is on our topics, on AKIS, on enhancing access to knowledge, accelerate innovation, and we are already drafting the first let's say, ideas and doing analysis and see what we could recommend to the member states. And of course, this will be a work in cooperation with the national authorities, and also, of course, we will also listen to regions and to come up with recommendations that make sense for the EU, but especially for you, for all of us. And so you see that plans are approval is planned somewhere and beginning of 28 in this field. We'll see how all the this legislative procedure goes in discussions with the Council and the European Parliament. But yeah, we hope to be on track and start implementing plans as they are planned for 28. So thank you very much for your attention, and thanks again for inviting me here. It's a big pleasure. Grazie Claudia della chiara presentazione. Le domande le portiamo tutte alla fine. Abbiamo voluto partire proprio con questa visione futura per poter riflettere durante la presentazione e le presentazioni successive. La prima, che verrà subito dopo quella di Claudia, è quella della nostra autorità di gestione, il dottor Contarin, ci racconterà quella che è stata, diciamo, la realizzazione fino ad oggi degli interventi dell'AKIS. Leggere come è stata la realizzazione in prospettiva futura, in prospettiva di quello che ci ha mostrato. Anche gli interventi successivi vanno sempre letti in questa logica, perché anche il back office dell'AKIS, anche come diceva l'assessore prima, poter prevedere quello che succederà nel futuro, magari ha fatto l'esempio dell'Ucraina, quando ci sarà la fine forse della guerra. È importante avere degli strumenti che ci possano mettere nelle condizioni di non dico di prevedere, ma quantomeno avere una visione di quello che può succedere. Quindi prego Franco l'intervento sul appunto lo stato di realizzazione degli interventi AKIS. Allora, buongiorno a tutti anche da parte mia. E il mio intervento segue gli importanti saluti che abbiamo avuto il piacere, e spero di non essere stato citato a sproposito dai miei 2 assessori, il predecessore e l'attuale, e soprattutto dopo l'intervento di Claudia, che ci ha dato un po' una prospettiva futura. Allora, io preparandomi, è questo qua, vero? Sì. Allora, preparando il mio intervento qui, mi sono chiesto cosa era più opportuno rappresentare e ho voluto partire da questa diapositiva. Non è una novità, l'ho usata credo circa 2 anni fa alla conferenza con cui abbiamo lanciato un po' la sfida tutti insieme per realizzare qui in Veneto, dare corso alla raccomandazione della Commissione e sfruttando gli strumenti che sono stati resi disponibili
realizzare questa piattaforma, non so come chiamarla, questo sistema, ecco è il nome più corretto effettivamente. È un sistema che collega, connette i vari soggetti. Ora a distanza di 2 anni ci ritroviamo per fare un po' il punto della situazione e vi confesso che se qualcuno di voi c'era 2 anni fa, io sono esattamente impaziente come allora. Nel senso che sarà anche vero, Giorgio, quello che tu hai sottolineato e che ci ha detto l'assessore e che ci ha rimarcato il direttore di Veneto Agricoltura, ma io sono convinto che di Achis, come ne avevamo ragionato già da molti anni con Giorgio e col dottor Zannol, ne abbiamo bisogno, ne ha bisogno la nostra regione, non parlo delle altre, parlo del Veneto. E abbiamo colto prontamente al balzo la provocazione dataci dai regolamenti di questa tornata di programmazione, ma in realtà rispetto, direi così, che le evenienze straordinarie che ci stanno accompagnando ormai quasi ogni giorno rafforzano il fatto che comunque abbiamo bisogno di Achis, comunque ne avevamo bisogno, perché Achis è l'unico strumento che abbiamo, almeno in questo momento, concettualmente, ok, al di là poi di tutti gli ausili pratici, ok, è l'unico strumento che ci consente di, come dire, collegare il campo alla vita della cittadinanza e collegare chi opera sul campo alle dinamiche, allo sforzo messo in atto per consentire di affrontare tutto ciò che sta succedendo e che, ripeto, anche se togliamo lo straordinario, è comunque un cambiamento, un passaggio. Rispetto a questo, dicevo, io sono impaziente come 2 anni fa, la mia impazienza però, mi è stato detto, verrà premiata, verrà soddisfatta, nel senso che finalmente oggi vedremo tutti, nei diversi ruoli, la platea è abbastanza composita, diciamo così, arriveremo verso il pratico, ci avviciniamo al pratico. Il pratico deve essere appunto uno strumento che mette in relazione il fabbisogno dal campo, dall'agricoltore, con chi produce l'innovazione, chi produce i risultati, gli strumenti, le tecnologie per rispondere a quel fabbisogno. E quindi io sono curioso e credo che questo strumento, l'ho detto, risponda a un fabbisogno che va oltre le risorse, oltre l'indirizzo europeo, perché era un fabbisogno legato, non sto qua a rivangare la storia, no, degli ultimi decenni dello rurale, dell'agricoltura regionale, era un fabbisogno che era chiaro dentro ciascuno di noi già allora. Abbiamo colto questa provocazione. Cosa ha fatto la Regione? Cosa ha fatto? Ha cercato di orientare gli strumenti che aveva a disposizione per favorire la messa a punto di questi strumenti. L'ha fatto usando fino all'altro ieri le risorse del PSR 1422, qua ho messo banalmente l'elenco dei tipi di intervento, si chiamavano così, che hanno dato riscontro, ok? Le risorse che sono state concesse, quindi utilizzate, impegnate dopo N bandi, concesse, e vedete qua una numerosità di progetti rilevantissima, articolata, la 1.1, scusate, la 1.2 sono formazione e informazione, la 2.3.1 sono i 2 progetti realizzati sempre con il prezioso aiuto di Veneto Agricoltura per la formazione di consulenti, la 2.1.1 i servizi di consulenza a favore degli agricoltori, 16.1, 16.2 i gruppi operativi, la prima esperienza che abbiamo avuto di gruppi operativi del PEI Agri. Allora, io richiamo la vostra attenzione sulle colonne che vanno a destra, saltate pure quelle degli aiuti concessi, sapete perché? Perché sarà una mia deformazione mentale, ma io dico che non c'è mai un problema di risorse, il problema è quello del progetto e dell'idea. Se sappiamo dove vogliamo andare, in qualche modo il mezzo di trasporto lo troviamo, non dobbiamo avere questa preoccupazione.
a maggior ragione dopo l'intervento che mi ha preceduto. Ok? Quindi, dopo gli interventi, perché tra l'altro mi pare siano stati chiari anche il direttore e l'assessore. Corsi, ovvero consulenze, ovvero partner coinvolti. Ricordiamoci tutti che le imprese agricole che in Veneto sono iscritte alla Camera di Commercio mi pare sfiorino le 59.000, o forse sono un po' meno, non lo so. Quindi nel momento in cui abbiamo attivato una batteria di 7.129 corsi con una platea di 122.000 partecipanti, voi capite che stiamo parlando di strumenti, direi, adeguatamente pervasivi. Poi qualcuno di voi mi dirà, l'esperto, sì, ma guarda che il singolo agricoltore partecipa a N iniziative formative sui vari temi. D'accordo, dividiamo per 3, dividiamo per 4, comunque nell'arco del periodo che abbiamo avuto sotto osservazione, che è un periodo completo di una programmazione ancorché allungata, i numeri sono di tutto rispetto. E sono di tutto rispetto anche se passiamo all'altra riga, che è quella della 211, la novità, su cui abbiamo spinto molto. No? 21.529 aziende agricole in cui è entrato un consulente. Va bene? Questo vuol dire non solo che la Regione è consapevole del bisogno e ha stanziato le risorse, ma che gli strumenti ci sono e che quindi il tema di metterli in rete e metterli a sistema è il tema, ok? E ovviamente è un tema che riguarda me, Giorgio, ovviamente prima per conto degli assessori, ovviamente no, ma riguarda anche il singolo consulente, perché non va a fare un'attività professionale, punto. È il terminale di contatto del sistema con l'agricoltore, consulente, formatore, a seconda di quello che parliamo. Poi andiamo a vedere, no? Questa per noi è stata un po', almeno per me, una prima esperienza vissuta in questo modo, sui gruppi operativi. 600 partners abbiamo messo in moto. Ok, alcuni ripetitivi, va bene. Comunque centinaia di soggetti, alcuni istituzionali, alcuni semplici imprenditori individuali, mettiamola così, che si sono trovati a ragionare su un fabbisogno e a produrre una soluzione a quel fabbisogno. Erano 56 gruppi, come dire, in fase di gestione, più gli innovation brokering che avevamo fatto prima, i gruppi costituiti. In teoria mi verrebbe da dire che c'è stata un'autoproduzione di possibili soluzioni su 56 temi e abbiamo detto poco. Avessimo avuto più soldi ne avremmo fatti di più, avessimo avuto poi più tempo, perché anche il tempo, il vero problema è il tempo, non sono le risorse, è il tempo che è quello che non ci fa dormire. Ma capite che stiamo parlando di roba che se fatta seriamente, e deve essere fatta seriamente, ed è fatta seriamente, beh, insomma, abbiamo 800.000 ettari e abbiamo 59.000 imprese, non è che abbiamo l'infinito davanti a noi, ok? Quindi saremo ben in grado di rispondere alle domande di 59.000 soggetti, o no? Sta a noi farlo. Vado avanti, sempre questa lettura fantasiosa dei numeri, no, che mi ha appassionato. Ho chiesto ai miei, andiamo un attimo dentro e cerchiamo di capire. Il valore aggiunto della programmazione 14-22 è stata la maledizione delle focus area. Cos'erano le focus area? Gli aspetti specifici. 2A, la competitività dell'impresa. 2B, il giovane imprenditore. 3A, il consolidamento della filiera. Priorità 4, l'agroclima ambiente. La 5C, la 5D, biomassa, energia, riduzione emissioni. La 6A e la 6B, lo sviluppo locale fondamentalmente. Allora ci consente di vedere qual è stato, siccome era libera la presentazione dei progetti all'interno del catalogo, qual è stata l'adesione, qual è stato il tiraggio. E vedete qua un po' il riparto dei numeri, l'ho fatto per la formazione, l'ho fatto anche per la consulenza. Okay?
può essere utile. La consulenza è più splittata perché all'interno della medesima focus area ci sono stati l'individuazione di ambiti, giusto Giorgio, che hanno voluto proprio cercare di andare. Allora, poi dentro gli ambiti ci sono i percorsi, ci sono i singoli titoli che vanno cercati. Anche qua vedete numeri importanti. Quando ho visto questa tabella qua, a me così è venuto un attimo uno scossone su due numeri, no? Al di là delle 21.000 imprese, ma 1.474 consulenti, non sono 1.474, sono meno perché il singolo consulente poteva essere abilitato ai diversi ambiti, no? O percorsi. Comunque centinaia di consulenti. Un piccolo esercito, ok? Se rapportato ai commandos, anche di purtroppo recente, no? Purtroppo insomma, quello che è successo in un altro continente, no? Non erano commandos, sì, c'era dietro una gran macchina, ma alla fin fine non erano proprio migliaia, ok? Di soldati. Boh, quindi c'è una capacità, adesso, scusate l'esempio forse infelice, ma centinaia, ripeto, di consulenti. E poi le ore della consulenza, cioè di impiego di questi consulenti, oltre 360.000 ore, non sono poca cosa, Cioè, hai voglia a spiegare e a domandare e a far ripetere le cose? Cioè, uno dovrebbe capire, no? Dovrebbe spiegarsi, riuscire a farlo in un lasso di tempo così ampio, no? E vabbè, questo è il passato, diciamo così ormai. L'abbiamo chiuso felicemente, avete visto gli assessori contenti, siamo più contenti noi perché c'è stata effettività di realizzazione. Veniamo tacciati spesso, noi siamo furbi, abbiamo girato ad Avepa la rogna del dialogo con chi fa la domanda, il progetto, il richiedente, il beneficiario, tutte le rogne, sì. Siamo tediosi, però vedete, quella roba lì serve per garantire che si arrivi e non ci si perda. Okay? Poi, per carità, c'è un eccesso, vabbè, cercheremo di limarlo. Veniamo all'attualità. Siamo in mezzo al guado, anche qua, l'avete già visto queste robe qua. Le 6 priorità, i 44 interventi, gli 817 milioni, 8 interventi abbiamo attivato noi in Veneto, dei 9 disponibili di cui parlava prima Claudia, del PSN PAC 23-27. Eccoli qua. In questo momento, orgoglio nostro, sono tutti attivi. L'SRG 01, e cioè il sostegno ai gruppi operativi, l'SRG 09, cioè l'hub dell'innovazione, l'SRH 01, cioè la consulenza alle aziende, l'SRH 02, la formazione dei consulenti, SRH 03, formazione degli agricoltori, SRH 04, l'informazione degli agricoltori, l'SRH 05, le azioni dimostrative, l'SRH 06, i servizi di back office per l'ACHIS. Sono tutti attivi in questo momento, stanno tutti lavorando, tant'è che anche l'evento odierno è possibile proprio per questo motivo. La dotazione finanziaria, noi abbiamo stanziato questa cifra, è circa il 5,64%, in realtà la aumenteremo probabilmente, avremo necessità di aumentarla un pochino, ma al di là del numero, la cosa importante è questa. E qua mi finisco poi. 48 sono i milioni programmati, quelli già concessi sono 43,5, ok? Quindi siamo nel pieno dell'attuazione, non abbiamo perso tempo perché siamo all'inizio del 2026, i bandi abbiamo cominciato a farli nel 2023, quindi capite che c'è stato proprio uno sforzo anche di velocità. Poi se si parla di progetti complessi tipo quelli di SRG 01 serve anche del tempo, insomma, ecco, per valutarli e mettere in pista concretamente le iniziative. Quindi una batteria, vedete, 243 progetti finanziati, in questo momento abbiamo appena chiuso un secondo bando per i gruppi operativi, come sapete era stato riservato a chi ha partecipato all'Innovation Brokering, e i lavori sono in corso, vedremo cosa produrremo. Ovviamente i numeri sono inferiori a quelli del 14-22, ma d'altronde voglio dire, il 14-22 è un'anomalia, 10 anni di programmazione con un unico strumento è mai successo finora, insomma, quindi qui la prospettiva è quella dei 5 anni e siamo già nella fase
finale dei 5 anni, ok? Ci stiamo avviando alla conclusione, almeno dal punto di vista, diciamo così, della messa a disposizione delle risorse. Quindi vedete che i numeri ci sono, le mie battute, no, le mie affermazioni, come dire così, apodittiche, come dire, sono confermate da questi numeri. L'attenzione dal lato della Regione c'è e ci sarà. Mi ha fatto molto piacere sentire l'intervento di Claudia, che ha confermato quello che già tra di noi ci dicevamo, cioè al di là di quelle che saranno le etichette, al di là di quella che è l'articolazione, piano unico adesso, non più piano SPAC, ma piano di tutti gli strumenti di supporto del Fondo Unico Europeo, ruolo delle regioni più o meno alterato, più o meno, come dire, etichettato con autorità di gestione regionale, organismi intermedi, non cambia nulla, non è questo che determina un cambiamento in una strategia, ripeto, e concludo con questo richiamo, una strategia che è indispensabile, e avete visto dai saluti non di circostanza che ci sono stati portati che la guida regionale, la politica regionale ne è pienamente consapevole. Abbiamo il piacere, il privilegio di lavorare su questo strumento in ruoli diversi, ciascuno di noi, ripeto, si senta pienamente chiamato a responsabilità e ad efficacia del proprio lavoro. Grazie. Grazie Franco per questa fotografia di quanto è stato fatto nella passata programmazione e nell'attuale. Ricordo solo una delle ultime slide di Claudia, la slide sulla tempistica. Se avete notato, il 2026 è un anno importantissimo perché a livello europeo ci saranno i confronti tra le varie istituzioni per arrivare poi alla decisione finale e quindi emendamenti vari presentati dai vari organi, Consiglio piuttosto che Parlamento. E per quanto riguarda gli Stati membri è anno di stesura dei piani. Quindi già siamo a febbraio, dopodomani è marzo, lo ricordo per me stesso innanzitutto, e quindi grazie Franco anche per aver lanciato proprio una fotografia in funzione anche futura, proprio parlando della prossima programmazione. Adesso chiamo i colleghi di Ca' Foscari e di Veneto Agricoltura. Veneto Agricoltura, sapete, è diciamo, la nostra agenzia, non occorre che la presenti io, però diciamo, per quanto riguarda gli interventi del CSR, ci è a fianco, Regione Veneto Agricoltura sono a fianco nella realizzazione di due importanti interventi, il back office dell'Acchis, che sentirete adesso, e la formazione dei consulenti. Riteniamo che questi due pilastri siano effettivamente dei pilastri per il nostro sistema della conoscenza, perché abbiamo visto i numeri dei consulenti, la richiesta che i consulenti siano formati e la richiesta di strumenti a disposizione per i consulenti e poi per gli imprenditori agricoli. Passo la parola subito a Alessandra Liviero. Buongiorno a tutti, solo due parole di presentazione. Vedete qui il nostro gruppo di lavoro, il nostro team con cui abbiamo avviato le attività appunto del back office dell'Acchis. Quando siamo partiti l'obiettivo del back office che ci eravamo dati era quello, cerchiamo di trovare un sistema per trasferire più agevolmente la conoscenza, ma soprattutto cerchiamo di trovare un sistema che ci permetti di aggregare la conoscenza, un contenitore. Ci è venuta in aiuto l'intelligenza artificiale, per fortuna, in questi due anni e mezzo, 3, da quando abbiamo cominciato a pensare al back office. Quindi c'è stata un po' un'evoluzione anche negli ultimi mesi del progetto che abbiamo discusso con la Regione e abbiamo cercato di mettere in piedi un sistema che adesso i colleghi vi presenteranno, non vi dico altro, e oggi presentiamo questa sorta di prova di, come si può chiamare, un prototipo di quello che è la banca dati, la piattaforma che chiamiamo piattaforma Acchis, e da domani, da lunedì, finita Fiera Agricola, con parte di questo gruppo cominceremo ad allargarla a tutti i settori agricoli e cominceremo a metterla in piedi. E per fare questo abbiamo bisogno del supporto di tutti, perché come diceva Giorgio, tutti siamo Acchis, Veneto Agricoltura
Tutti i colleghi sono nel sistema ACHIS, ognuno per la parte di competenza, e quindi attraverso il coinvolgimento di tutti gli enti regionali, perché lavoreremo molto, vi diranno dopo, sulle comunità di pratica proprio per implementare al meglio questa piattaforma. Chiedo appunto a tutti che da lunedì accettino le nostre chiamate, il nostro coinvolgimento, in modo da riuscire a dare agli agricoltori e ai consulenti un sistema che è davvero, davvero innovativo. Lascio la parola a Cristina Mauracher, alla prof Mauracher dell'Università Ca' Foscari, e vi ringrazio. Grazie Alessandra e grazie a Giorgio, un buongiorno a tutti. Dunque, l'obiettivo del nostro progetto è stato quello di contribuire alla progettazione dell'architettura dell'ACHIS regionale Veneto, sia con riferimento a quello che è il sistema digitale da utilizzare in questo ACHIS, ma anche per quel che concerne le relazioni sociali che sono, come ha anticipato Alessandra poco fa, inserite. Abbiamo pensato di muoverci all'interno del contesto delle comunità di pratica. Tra l'altro Claudia poco fa ha fatto proprio riferimento ai gruppi operativi, che sono stati un po' presi come esempio e riferimento di comunità di pratica che potrebbe essere attivata in questo progetto, in questo sistema ACHIS. Un secondo aspetto rilevante che vogliamo sottolineare è che l'analisi è stata condotta con riferimento alle peculiarità, alle specificità della regione Veneto e non solo, abbiamo in qualche modo anche cercato di tenere in considerazione quelle che sono le pratiche e le routine degli attori del sistema ACHIS. Detto questo, quali sono state le fasi del nostro progetto? La fase iniziale ha riguardato un'analisi molto approfondita di quelle che sono le diverse piattaforme e strumenti digitali oggi adottati in diversi paesi europei a supporto dell'ACHIS, e nel contempo abbiamo effettuato una ricognizione delle banche dati esistenti a livello regionale, ma non solo, anche di quelli che sono i canali informativi, i canali che vengono utilizzati attualmente per il trasferimento della conoscenza e dell'informazione. Una parte centrale del nostro progetto ha riguardato l'analisi dei fabbisogni formativi, informativi e conoscitivi dei diversi operatori dell'ACHIS, e a partire dall'analisi di questi fabbisogni siamo poi arrivati alla progettazione dell'architettura che oggi vi mostreremo. Questa analisi dei fabbisogni, come dicevo, è stata una parte cruciale che ci ha consentito poi di effettuare alcune scelte che vedrete tra breve, e è un'analisi che è stata effettuata utilizzando quelli che sono degli approcci più avanzati per la mappatura di journey e di routine dei diversi attori dell'ACHIS. Abbiamo condotto complessivamente 6 diversi workshop in cui sono stati coinvolti 33 operatori tra consulenti e aziende agricole, agricoltori, quindi i fruitori finali di questo sistema ACHIS, e in questi 6 workshop siamo andati a raccogliere informazioni innanzitutto riguardo ai fabbisogni informativi e formativi, conoscitivi, in modo molto puntuale, in modo molto specifico. Abbiamo poi analizzato quelli che sono, li chiamiamo i touch point, sono i punti di contatto, di fatto le modalità attraverso le quali oggi un consulente o un operatore
entra in possesso del dato, dell'informazione necessaria. Ma questo punto di contatto, attenzione, deve essere inserito all'interno delle routine degli operatori affinché sia efficace. Questo è stato un punto su cui abbiamo lavorato molto e da ultimo abbiamo cercato di individuare quelle che attualmente vengono considerate dagli operatori, dagli attori, criticità nel generare, accedere e diffondere la conoscenza e l'informazione. Qui vi presento molto brevemente quelli che sono i fabbisogni che sono emersi da queste analisi. Gli elenchi che vedete non sono esaustivi, ma abbiamo effettuato una scelta che poi risulta funzionale per il prototipo, la demo che vi presenteremo tra breve. Abbiamo individuato 6 ambiti tematici, per brevità vi racconto soltanto qualche punto. Per quanto riguarda la formazione, ad esempio, cosa è emerso dai nostri workshop? Sono emersi fondamentalmente 2 aspetti. Uno che riguarda più il tema dei contenuti. È uscito che ci sono delle competenze che vanno maggiormente approfondite, che riguardano per esempio gli aspetti gestionali, gli aspetti relativi alla parte finanziaria delle aziende, del management, eccetera. E un secondo tema invece ha riguardato la forma, il format da adottare in questi percorsi formativi. Abbiamo capito che viene richiesta una formazione molto più attiva, la chiamiamo problem based, una formazione basata su casi reali, casi concreti. Altri temi interessanti riguardano l'integrazione scuola, università, imprese e non solo, anche un tema di semplificazione talvolta dei linguaggi che deve essere accessibile all'utente finale, all'operatore finale. Per quanto riguarda l'innovazione, cosa è emerso? L'innovazione deve essere accessibile in primo luogo, deve essere una innovazione economicamente sostenibile per un'azienda, altrimenti è necessario un contributo pubblico per arrivare all'adozione dell'innovazione. Devono essere delle innovazioni che sono scalate, ossia che vengono in qualche modo declinate nelle caratteristiche dell'azienda. Non possiamo ragionare di azienda media, ma abbiamo aziende grandi, strutturate, abbiamo aziende piccole, familiari. L'innovazione deve essere declinata nella caratteristica specifica di quell'azienda. Altri temi riguardano la progressiva introduzione dell'innovazione, a cui dare poi continuità, quindi molto spesso i progetti di innovazione quando sono finiti i finanziamenti si concludono. Ecco, questo è un tema che come dire, è emerso in modo molto forte, il coinvolgimento degli operatori e alcuni ambiti su cui viene richiesta oggi la digitalizzazione, in particolare gli aspetti meteorologici, gli aspetti di mercato, aspetti gestionali a supporto delle decisioni che queste aziende devono prendere. Per quel che riguarda i flussi di conoscenza, qui ancora una volta emerge una richiesta di interfacce semplici, nel senso che questi operatori vogliono delle piattaforme che possano essere accessibili, piattaforme anche o dati personalizzati, quindi non voglio navigare all'interno di banche dati per ricercare quello che mi serve, ma vorrei un dato già pronto per la mia azienda, per le caratteristiche della mia azienda, quindi profilazione dell'utente con una risposta ben precisa ad hoc per quell'utente. E l'altro tema, lo dicevo all'inizio, le comunità di pratica come
fattori abilitanti all'interno del sistema della conoscenza e della diffusione dell'informazione. Ultimo aspetto su cui mi soffermo è quello delle banche dati. Ne abbiamo parlato anche prima con sia il direttore di Veneto Agricoltura, il dottor Caner, che dice: oggi abbiamo bisogno di dati in tempo reale. Se dobbiamo usare il dato per fare una scelta o per prendere una decisione, il dato non può essere un dato di 6 mesi fa, ma deve essere un dato reale. Dati ci sono, banche dati, l'informazione c'è, abbiamo sentito poco fa da Franco Contarin quanta anche informazione possiamo desumere dalle consulenze che sono state effettuate nelle 21.000 imprese agricole. Ecco, questa è una risorsa enorme che va messa a sistema proprio per provare a dare quindi delle risposte. Quindi il tema è integrazione tra banche dati diverse, una federazione tra banche dati, fonti pubbliche e private, ma non solo, un sistema, una dashboard, un sistema un cruscotto, scusate, non mi veniva la parola, un cruscotto che possa dare un dato, come dire, già validato e un dato spendibile nella decisione che devo assumere. Quindi dashboard e sistemi predittivi, sistemi aperti ma supervisionati che vengono interpretati a monte. Io mi fermo qui e passo la parola a chi si è occupato della progettazione. Vai. Questo. Buongiorno a tutti. L'obiettivo adesso è di spiegarvi l'attività di progettazione che è stata fatta, che interesserà poi tutta un'attività di sviluppo che riguarderà i prossimi 3 anni. Per fare questo partiremo da una potente metafora a cui più o meno siamo tutti familiari, il mondo delle api. Immaginiamo di essere già in primavera, ci sono le api che iniziano a uscire dalle arnie, dagli alveari e si spostano sui vari campi e prati fioriti per raccogliere nettare e polline che poi, una volta tornati all'alveare, sarà trasformato in miele prezioso. Questa è una situazione perché l'alveare è un esempio potente e perfetto di intelligenza distribuita. Non c'è un'ape che sappia tutto, ma ogni ape concorre a creare quel fabbisogno, quei pezzettini di risultato, di conoscenza che poi servono all'alveare a ottenere i risultati che è in grado di ottenere come superorganismo. Quindi cosa vuole fare Akis? Lo ricordiamo, dal punto di vista di gestione della conoscenza, vuole trasformare in primis la frammentazione della conoscenza oggi che caratterizza il sistema in un ecosistema integrato di conoscenza dove ogni attore possa trovare il proprio spazio e contribuire al valore collettivo. Per fare questo abbiamo immaginato e stiamo sviluppando 4 grandi pilastri di coprogettazione. Il primo riguarda l'obiettivo di sviluppare una cosiddetta intelligenza di tipo connettivo, il secondo la user intelligence, il terzo la swarm intelligence e la quarta la community intelligence. Cosa vuol dire parlare di connective intelligence? Torniamo al tema delle api. Immaginiamo delle api che non siano abituate a condividere le informazioni tra di loro, ma che girino in cerca di nettare un po' alla rinfusa, navigando un po' a caso, non condividendo le informazioni o quanto hanno trovato. Quindi dovendo esplorare di volta in volta i vari territori, ricostruire le informazioni e metterle a sistema, diventa uno sforzo molto grande. Questa è un po' la situazione analoga che caratterizza il sistema della conoscenza agricola del Veneto, ma poi sostanzialmente non solo, anche a livello nazionale. Abbiamo molti database, abbiamo database economici, abbiamo database sulle normative e quant'altro, ma sono tutti sistemi che sono scarsamente interoperabili tra di loro e che richiedono uno sforzo all'utente per doverne fruire e ricavare l'informazione che serve. Sono di fatto delle isole separate, per cui chiediamo un grande sforzo ai vari utenti di volta in volta per andare a capire che tipo di informazione e conoscenza hanno bisogno.
Come hanno risolto le API questo problema? Semplicemente nel corso di milioni di anni hanno sviluppato quella che in gergo tecnico viene chiamata la danza dell'otto. È un linguaggio, una mappa condivisa che loro creano per comunicare direzione, posizione, quantità di nettare, di fiori, tipologia di fiori, e diventa una sorta di linguaggio condiviso che tutto l'alveare può utilizzare. Cosa vuol dire tradurre questo all'interno del sistema ACHIS? Vuol dire andare a governare lo sviluppo e la progettazione di un'ontologia informatica che diventa un linguaggio, un modo di esplicitare in modo formale i concetti, le relazioni, la conoscenza di dominio, che sia poi fruibile in primis ovviamente dal genere umano, ma soprattutto poi nei sistemi di intelligenza artificiale. Quindi l'ontologia serve soprattutto a superare anche uno dei grossi problemi, e lo ricordava anche l'assessore all'inizio, il tema della sovranità. Noi dobbiamo avere anche sovranità sul concetto di conoscenza e sui modelli di conoscenza che andiamo a utilizzare. L'ontologia consente di progettare in chiaro le regole con cui noi andiamo a interpretare il dominio di conoscenza, e quindi sono delle coordinate semantiche con cui noi riusciamo a rendere interoperabili i vari sistemi informativi tra di loro. Quindi concretamente cosa può fare un'ontologia? Ci aiuta a capire cosa cercare, dove cercarlo all'interno dei vari sistemi informativi, stabilendo le relazioni, e soprattutto a come interpretare dati e informazioni presenti in modo disaggregato e frammentato all'interno dei vari sistemi. Quindi l'ontologia sarà usata dal sistema ACHIS come dispositivo di federazione delle diverse fonti. L'obiettivo non è di centralizzare, replicare database, aggregarli in un unico grande sistema, ma di sfruttare la conoscenza, come ricordavano anche gli interventi precedenti, già esistente, ma per metterla assieme. Quindi presupposto, fabbisogno emerso dall'analisi, la conoscenza esiste, ma non è uniformemente distribuita e accessibile. Come si risolve questo problema? Ricorrendo all'ontologia come dispositivo di federazione. L'altro grande pilastro su cui stiamo ragionando è ovviamente legato a capire meglio chi è il nostro utente. Le API questo lo sanno fare bene, no? Quindi ci sono le API che se volessero fare, tra virgolette, tutto sarebbero in difficoltà, piuttosto che le API nel momento in cui sfruttano, diciamo, la loro vocazione naturale di collocare l'alveare in cavità naturali fisse e immobili, no? Necessariamente hanno un raggio di azione limitata. Nel XVIII secolo, e questo ovviamente si ribalta sul problema di ACHIS, no? Dove esattamente quello che accade oggi, l'utente, che sia l'agricoltore, il tecnico agronomo o l'utente ACHIS in generale, si trova immerso in una sorta di isola informativa che di fatto caratterizza quello che lui in quel momento riesce ad attingere in termini di informazione e dati, anche rispetto al tempo che ha a disposizione. Ma questo richiede, spesso fino all'altro giorno, grande energia in termini di tempo e soprattutto mentale e cognitiva nel processare tutti questi dati e queste informazioni. Come è stato risolto nell'apicoltura questo problema? Inventando nel XVII secolo il concetto di arnia mobile. Quindi l'arnia viene spostata nelle zone, nei territori che magari stanno fiorendo in quel momento o che assolvono allo scopo dell'apicoltura in quel momento. Voglio fare miele di castagno, ovviamente mi sposterò verso fioriture di castagno. Analogamente noi abbiamo pensato di progettare il sistema ACHIS come un'arnia, come un sistema digitale, in grado di spostarsi automaticamente sulle diverse fonti informative del dominio ACHIS, e come riesce a spostarsi con quali coordinate, sfruttando quello che noi chiamiamo l'Agripass. È una sorta di carta d'identità, un insieme di informazioni che caratterizzano il profilo dell'utente, che gli consentono di ricevere informazione personalizzata una volta che naviga le diverse fonti informative. L'Agripass lo possiamo pensare quindi come sistema di coordinate che consente al sistema di posizionarsi rispetto allo scopo che ha l'utente in quel momento. Se ovviamente nel mio profilo, come vedremo poi nella nostra dimostrazione, è riportato che sta coltivando mele,
È giusto che nel momento in cui lui attinga determinate informazioni, le informazioni vengono filtrate rispetto all'esigenza di capire il dominio di conoscenza delle mele e necessariamente magari non quello ovviamente dei carciofi. Quindi personalizzare le informazioni in modo contestuale e situazionale diventa importante. Quindi l'Agriper sarà un tassello progettuale importante e lo useremo come dispositivo di profilazione. Ma attenzione, un dispositivo di profilazione trasparente e in chiaro per l'utente. Quindi è come soluzione by design, quindi nativamente a vantaggio dell'utente. Il terzo grande paradigma, sempre riprendendo la metafora delle api, è immaginiamoci un'ape che sia chiamata a fare tutto all'interno dell'alveare. Non riuscirebbe a farlo nei tempi. Tra procurarsi il nettare, nutrire le larve, pulire l'alveare, eccetera, eccetera, rischierebbe di dedicare quota parte significativa del suo tempo in attività di manutenzione. Il paradosso qual è? Che esattamente stiamo chiedendo all'agricoltore in primis, ma anche ai tecnici di fare esattamente questo. Anziché concentrarsi su prendere conoscenze in tempo reale o ragionando su dati sostanziali in tempo reale, devono spendere un sacco di tempo a navigare i sistemi, individuare informazioni eventualmente più o meno utili, aggregarle, consultare ulteriori banche dati. Tutto questo diventa macchinoso. Come è stato risolto il problema nel mondo delle api questo aspetto? Ovviamente con tutto il tema della specializzazione e andando di fatto a configurare l'alveare come un insieme di agenti, ognuno con determinati compiti e specificità che assolvono poi all'esigenza in realtà di creare in maniera con proprietà emergenti un sistema super organizzato e super intelligente. Questo è quello che con le tecnologie oggi possiamo andare a fare. Possiamo andare a creare una serie di agenti che assolveranno dei compiti ben specifici all'interno del sistema ACHIS, che ad esempio ci potrà essere l'agente incaricato di presidiare le evoluzioni del meteo, l'agente incaricato di, in modo automatico di andarsi a leggere i bollettini, processare le informazioni, gli aggiornamenti di normativa, gli aspetti di compliance rispetto a eventuali anche certificazioni e quant'altro, l'agente che si occupa di andare a scovare quei pezzetti di ricerca interessante che possono nascere dai gruppi operativi piuttosto che dalle nuove pubblicazioni scientifiche, eccetera, eccetera. Quindi ogni agente sostanzialmente può essere progettato per essere proattivo, autonomo e specializzato. Qui il punto di partenza è di fare in modo tale che l'agricoltore in primis torni a fare il CEO della sua azienda e meno colui che è chiamato a gestire sistemi digitali. L'altro grande quarto paradigma è già stato introdotto, andiamo velocemente, è il tema della comunità di pratica. Il paradosso qual è? Che un alveare con migliaia di api rischia di collassare nel momento in cui viene a venire meno un unico elemento. Qual è questo unico elemento? È l'ape regina. Ma che funzione ha l'ape regina all'interno dell'alveare? È un po' quello che manca oggi all'interno del sistema ACHIS. Abbiamo detto siamo pieni di banche dati, abbiamo tanti attori, c'è un tanto sistema della ricerca, ci sono gruppi operativi e quant'altro, ma forse manca una soluzione a livello di coordinamento. Ecco, all'interno del mondo delle api, l'ape regina assolve a questo compito, riesce a creare un meccanismo di coesione. La soluzione che andiamo a proporre, e qui c'è ovviamente anche il professor Finotto che è massimo esperto di questo, è il concetto di comunità di pratica come soluzione, come dispositivo in grado di far sì che ovviamente non diventa uno strumento governare o comandare agricoltori, tecnici e quant'altro, né imporre regole top down, ma diventa un modo per attivare e mobilitare le comunità nell'ottica di attuare appunto soluzioni di pratica, eccetera. Come funzionano questi meccanismi di mobilitazione? Primis, creano senso di identità, creano percezione di un futuro condiviso e appunto creano una mobilitazione a contribuire, quindi un senso di appartenenza. Quindi favoriscono dinamiche collaborative e alimentano soprattutto anche il trasferimento della conoscenza all'interno dei vari attori del sistema. Quindi altro e ultimo pilastro fondamentale di coprogettazione è ricorrere alle comunità di pratica come dispositivo di mobilitazione.
L'altro step importante che abbiamo fatto è cominciare a strutturare una serie di casi d'uso che possono interessare i vari attori del sistema ACHIS. Qui è riportata una prima ipotesi di alcuni, adesso ve ne presentiamo uno per semplicità e per il tempo a disposizione. Quindi tratteremo il tema delle decisioni di trattamento fitosanitario. Nella logica del caso d'uso ovviamente è, e ritornando anche alle premesse della conferenza di oggi, fare in modo tale che i vari attori, che siano attori della pratica, attori istituzionali, attori della catena del valore, della ricerca, riescano a collaborare e a coesistere tra di loro in dinamiche di scambio di informazioni. Tutto questo adesso ve lo raccontiamo attraverso la nostra demo, che non vuole essere, e qui vi chiediamo uno sforzo cognitivo, nel senso non vuole essere un prodotto, non vuole essere un risultato, è un punto di partenza. Quello che vogliamo presentarvi è un modo diverso di ragionare, abilitato oggi da nuovi modelli di gestione della conoscenza, ma soprattutto dalle nuove tecnologie. Quindi prego la regia di mandare in onda. La facciamo live, nel senso che è presente su un sito. Abbiate un attimo di pazienza. Adesso se facciamo danni è colpa mia. No, non è questo. Quindi immaginiamo di essere in una giornata tipica di un agricoltore e qui c'è un primo cambio di paradigma. È il sistema che si fa vivo con l'utente. Arriva una notifica, che sia il cellulare piuttosto che un dispositivo mobile dell'utente, sono pronto a fornirti il tuo bollettino personalizzato per oggi e un'indicazione di un rischio eventuale alto di ticchioratura rilevato. L'utente decide di aprire subito e di non posticipare la notifica e qui il sistema cosa fa? Inizia a elaborare le informazioni a disposizione. Abbiamo detto è un sistema che federa fonti dati, quindi attinge a dati relativi all'agenda dell'utente, agli ultimi trattamenti fatti, ai dati meteo rispetto al servizio collegato che potrebbe essere il servizio ARPA meteo, accede ai modelli previsionali presenti nel DSS ed elabora una prima risultato, una prima indicazione all'utente. Quindi dal profilo Agripass emergerebbero le nozioni che questo agricoltore, Mario Bianchi, ipotizziamo, ha 3 coltivazioni, a livello della sua coltivazione di mieleto viene rilevato un potenziale rischio di ticchioratura. Stiamo sull'aspetto previsionale, okay? Non c'è un aspetto di diagnosi, ma un aspetto di previsionale. L'utente prosegue e qui viene una prima indicazione, sotto gli compaiono una serie di informazioni relative in questo momento al suo contesto di conoscenza che è relativo appunto al meleto. Quindi sotto potrebbe accedere in maniera mirata all'estratto del bollettino regionale. Il sistema elabora per lui una prima sintesi, che vuol dire va a processare i dati all'interno della fonte dati del bollettino e rende anche disponibile e navigabile il link dove è presente il PDF attualmente sul sito della Regione e su cui ovviamente per la trasparenza delle fonti può andare a leggersi tutto il bollettino ufficiale, assolutamente. Poi prosegue sull'invito della call to action del sistema e il sistema comincia ulteriormente a elaborare le informazioni, comincia a spiegare il perché di questo potenziale rischio, gli presenta le previsioni relative all'andamento della pioggia nei prossimi giorni, gli fa capire che l'andamento della temperatura in questo caso è ottimale per la propagazione dell'agente patogeno, gli colloca il periodo temporale nella fase diciamo, di fioritura e quindi di potenziale aumento eccetera, eccetera. Tutta una serie di indicazioni, magari a supporto anche di eventuali segnalazioni e aggregazioni che arrivano dalla comunità di utenti all'interno dell'Achis Veneto. Su questo poi il sistema si prende già lui in premura di diciamo, andare a validare, a verificare una serie di informazioni rispetto a modelli previsionali, le informazioni che il tecnico agronomo di fiducia di questo agricoltore ha riportato al sistema, gli applica le condizioni presenti nel suo Agripass e formula una prima raccomandazione. L'utente adesso vuole capire il perché, quindi procede con l'eventuale valutazione. Ovviamente il sistema non decide per l'utente, ma propone delle scelte consapevoli e informate. In questo caso ulteriormente gli chiede, ci sono già verificati dei sintomi sì o no, perché se sei già nella fase di sintomi rilevati, diciamo, il ragionamento potrebbe cambiare. L'agricoltore conferma nessun sintomo, potrebbe chiedere supporto in questo momento diretto al suo tecnico, ma decide di andare avanti con i suggerimenti del sistema, suggerimenti dinamici, quindi il sistema in questo momento ha elaborato 3 possibili opzioni, una suggerita e consigliata,
e lui decide di proseguire con quella consigliata. Quella di attesa monitorata viene assolutamente dal sistema assolutamente indicata come altamente rischiosa. E il sistema è in grado anche di spiegare ulteriormente le scelte nel momento in cui uno appunto vuole ulteriori dettagli e approfondimenti. Quindi rispetto anche alle informazioni prodotte dal sistema, l'utente, in questo caso l'agricoltore o il tecnico, potrebbe lasciare anche un feedback, ti sei trovato in accordo, e questo dato diventa un patrimonio importante per, diciamo, il sistema intero regionale, per poter poi andare a arricchire e migliorare il sistema stesso nelle sue capacità di analisi. Qui si procede con la fase di programmazione, quindi il sistema si prende in carico di ribadire le condizioni meteo dei prossimi giorni, presentargli una finestra degli orari con cui lui cominciare a organizzarsi l'eventuale trattamento, gli dà le condizioni per eventualmente regolare il dosaggio rispetto al prodotto suggerito, e anche tenendo conto eventualmente delle attuali disponibilità a magazzino di quel fitofarmaco nel caso in cui l'agricoltore fosse collegato con scambio dati anche dal punto di vista delle scorte del proprio magazzino. Dà anche un'indicazione degli eventuali costi estimati relativi a costo del prodotto, costo della manodopera, e prosegue. A questo punto il sistema si occupa di fargli un riepilogo del trattamento ribadendo le informazioni, gli conferma che ha verificato una serie di vincoli, tra cui ad esempio il periodo di carenza, se è previsto di fare la raccolta delle mele entro certi giorni, piuttosto che il sistema in modo sempre proattivo si occupa di programmargli una serie di ulteriori attività, comincia a strutturare le informazioni per caricarle nell'eventuale registro trattamenti, comincia a aggiornare la sua agenda, modifica, cioè notifica al suo tecnico di fiducia il trattamento insomma, programmato, gli crea un promemoria efficace in modo tale che tra qualche giorno l'agricoltore si ricordi di andare a valutare e soprattutto segnalare al sistema se quanto suggerito è stato più efficace oppure no, e ovviamente la disponibilità eventualmente a condividere in forma anonima i dati man mano presi nella decisione con gli altri utenti del sistema. In questo momento il sistema, come una sorta di assistente, si attiva per pianificargli le azioni, ricordargli i prossimi passi in avanti, quindi aggiornare le varie informazioni, e poi stiamo parlando in questo caso di un caso specifico della ticchiolatura del melo, gli ricorda che ci sono state delle segnalazioni in zona, piuttosto che consultando appunto il calendario eventi formativi e quant'altro organizzati da ACHIS, gli notifica che dopo metà aprile è già in programma un evento di formazione sui temi dell'architettura. L'agricoltore se lo segna, automaticamente gli viene caricato in agenda, e poi adesso lui ricarica, cioè completato questa fase di programmazione, il sistema riaggiorna le informazioni, e adesso il caso che prima era il suo appezzamento di meleto che era in rosso diventa in blu, perché lo tranquillizza sul fatto che il trattamento è stato programmato per le ore 7 di quel giorno e lui può tornare a proseguire con le attività in campo piuttosto che le cose. Questo da cosa è reso possibile? L'abbiamo detto prima, adesso vi faccio vedere che clicando può accedere al suo Agripass, abbiamo detto le informazioni in chiaro. Più che informazioni consideriamolo anche un sistema di domande, deve aiutare l'agricoltore a porsi le domande giuste: chi è, cosa vuol fare, quali obiettivi ha, che tipo di coltivazioni vuol perseguire, certificazioni e quant'altro. E questo diventa, come abbiamo detto, l'insieme di chiavi, di filtri rispetto alle ricerche che il sistema va a fare in automatico per lui, attingendo alla conoscenza presente nei vari sistemi informativi. Questo, come ricordavamo, è un esempio di caso d'uso riguardo all'agricoltore, ma può essere esteso a coinvolgere tecnici agronomi, il sistema della ricerca. Tutto questo sistema può diventare un modo per orientare gli attori del sistema ACHIS a fruire in modo governato della conoscenza a sistema, sfruttando i sistemi in primis di intelligenza artificiale in modo, lo chiamiamo in modo puntuale, ma sempre con la governance della soluzione. Adesso chiederei alla regia di tornare brevemente alla presentazione, giusto per concludere le ultime slide e poi cederei la parola al professor Finotto.
solo per ricordare appunto i 4 pilastri fondamentali. Ok, quella successiva, grazie. Ah, scusate, sì. Connective Intelligence, l'ontologia come dispositivo di federazione, l'Agripass come strumento di profilazione attiva e trasparente, gli agenti basati sul concetto di intelligenza artificiale come dispositivi di automazione che assolvono e liberano tempo utile ai vari attori dell'ACHIS per esplorare i domini di conoscenza, e la comunità di pratica come strumento poi di mobilitazione sul campo e nella vita reale di tutti questi strumenti. Grazie. Se volete lasciarci un feedback e se vi sono venuti in mente alcune idee, spunti su come contribuire o potenziali sinergie con cui collaborare, abbiamo preparato giusto 2 o 3 domande con cui eventualmente entrare in contatto, oltre ai canali che, insomma, con cui già potete dialogare. E poi ovviamente siamo a disposizione presso lo stand di Veneto Agricoltura per ulteriori approfondimenti nel corso della giornata. Adesso cedo la parola al professor Finotto. Chiudo velocemente, ci premeva fare vedere questa demo. Come avete visto, siamo partiti da 20 anni di ricerca, non solo nostra, anche nostra, sui temi dei knowledge ecosystem, della trasformazione, della diffusione della conoscenza, delle comunità di pratica in agricoltura e non solo. L'idea, anche per interpretare il ruolo che deve essere quello dell'università dentro un sistema ACHIS, non è solo quello di fare analisi, ma è quello di contribuire alla progettazione dei sistemi che la collettività, la società ci richiede. Non vi faccio il resto della presentazione che avevo immaginato, ma mi fermo su una slide sola, che è questa. Il tema che noi ci troviamo oggi ad affrontare, l'hanno detto tutti prima negli interventi introduttivi, e le tabelle del dottor Contarin da questo punto di vista mi hanno illuminato. C'è tantissima conoscenza oggi nel sistema ACHIS Veneto, ma è allocata in modo, come dire, non ottimale, ma è naturale che sia così. In ogni organizzazione, ogni sistema sociale la conoscenza è dispersa ed è difficile da mettere insieme. Tutto ciò su cui noi abbiamo lavorato negli ultimi 18 mesi, quindi è un insieme di analisi, un insieme di lavoro di fino sulle pratiche, quindi su cosa fa dalla mattina alla sera il consulente, il ricercatore, l'operatore agricolo, per andare a capire come farla fluire meglio questa conoscenza, dove serve, quando serve, e come farla generare e metterla in circolo attraverso l'utilizzo delle tecnologie. Vi richiamo per chiudere l'attenzione su alcuni punti qualificanti di quel che abbiamo fatto, ma anche su dei compiti che dobbiamo portarci tutti quanti a casa. Primo, l'approccio allo sviluppo e al design tecnologico. Questo è un gruppo di ricerca multidisciplinare, economisti agrari, economisti aziendali, economisti dell'innovazione, designer, ingegneri, siamo in tanti e diversi. Il nostro obiettivo e la nostra natura non è quella di un vendor che ha una tecnologia pronta da martellare dentro a delle aziende o un sistema in Veneto. Abbiamo un approccio, un punto di partenza diverso che spero sia apprezzato. Noi siamo partiti da un tuffo profondissimo in ciò che fanno gli operatori agricoli, i consulenti, il sistema ACHIS, le loro esigenze, i grattaxtidi che hanno, i colli di bottiglia. Da lì abbiamo esplorato in modo il più neutrale possibile le tecnologie esistenti per capire come metterle al servizio di questo strumento. Badate bene che, insomma, tutti quanti voi avete esperienza, di solito, per motivi anche legittimi, il tema è: esistono delle tecnologie, cacciamole in azienda, piuttosto che partire davvero dal capire come disegniamole intorno a delle aziende che, come diceva la collega, non sono più medie, sono molto diverse. Primo. Secondo, la profilazione, parola che poi provoca un po' di paure ma non dovreste averne, dopo magari ne parliamo, non avevamo tempo di affrontare questo tema. L'idea è, immaginatevelo sul telefonino, quella roba lì non dovrebbe richiedere un computer, ve l'abbiamo proiettata a computer ma funziona come un'app, quelle che usiamo tutti. L'idea è quella che non si debba chiedere all'operatore agricolo, al consulente, al ricercatore di diventare esperto della tecnologia che usa per condividere la conoscenza. L'intelligenza artificiale su cui siamo inciampati durante il percorso in realtà ci è venuta in aiuto. Noi vogliamo chiedere alla tecnologia di imparare quanto più possibile sull'utente per profilargli l'esperienza d'uso e l'informazione che andrà a trovare.
e soprattutto, come diceva Gianluca, usare l'intelligenza artificiale non tanto per darti solo delle risposte, ma per aiutarti a farti una domanda o più domande. Io oggi ho questo problema legato alla ticchiolatura, ehi sì, ma tu che sei lì e fai anche questo, questo e quest'altro, ti sei posto pure questa e quest'altra domanda? Perché la ricerca scientifica oggi tende a mettere tutto insieme sta roba e tutti i fenomeni sono interdipendenti. Quindi sul versante tecnologico questi due elementi che caratterizzano la pensata che abbiamo fatto. Non è tecnologia però, questo l'abbiamo detto tutti stamattina e io, questa se volete è un po' una fisima, Gianluca mi ha venduto bene, non è vero che sono massimo esperto, me ne intendo un pochino però. La tecnologia da sola non fa nulla, questo tipo di tecnologia in particolare senza un dispositivo sociale che la conoscenza la genera, la condivide, la fa girare e genera delle regole di impegno reciproco, resta l'ennesima macchinetta vuota. Quindi in realtà, come fece 2 anni fa Giorgio Trentin, però con maggiore efficacia di quanta possa avere io, in realtà noi abbiamo messo in piedi una sorta di sistema nervoso, un prototipo, scusatemi, di sistema nervoso che riesce a profilare, far circolare bene, far arrivare bene la conoscenza dove serve, ma non servirà a nulla se non sarà continuamente riempito di quella conoscenza da parte di queste comunità di pratica. Attenzione che comunità di pratica è una parola che viene usata molto spesso. Io quando ho iniziato a occuparmene pensavano fossi un sociologo della devianza che andava dagli alcolisti anonimi, ma una comunità di pratica ha 3 elementi che la caratterizzano. Il primo, un'impresa comune, cioè abbiamo un problema comune e un insieme di attività anche trasversali. Il ricercatore, il consulente, l'operatore agricolo la mattina si svegliano con un'ossessione, quello è un elemento. Il secondo elemento è un impegno reciproco, l'ingaggio, degli incentivi che non sono solo di denaro, ma io ho bisogno di sapere che le persone che condividono quell'obiettivo che abbiamo tutti insieme condividono cioè hanno nei miei confronti un senso di reciprocità. Ci sentiamo, ci frequentiamo, ci diamo una mano. L'abbiamo visto prima, tutte le ore di consulenza sono, me le immagino, anche delle ore moltiplicate intorno a una macchina del caffè in cui i consulenti si sono detto ho visto questa azienda, ho fatto sta roba, è funzionata, non è funzionata. Questo tipo di dinamica caratterizza una comunità, non è solo trovarsi ogni tanto. Il terzo elemento è un repertorio comune, le conoscenze che mettiamo a fattor comune nei gruppi operativi, che sono il prototipo principale di una comunità di pratica, o anche in comunità più o meno informali o formali. Possono essere delle chat su WhatsApp, quello che volete voi. Però un repertorio significa delle conoscenze che condividiamo e che qualcuno, la peregina, usando la metafora, gli esperti, validano, dicono questa conoscenza è funzionata, può essere replicabile, la possiamo fare andare da altre parti. Quindi il tema delle comunità di pratica e l'architettura sociale che sta dietro a questa cosa è importante. Badate bene che l'intelligenza artificiale è tutto fuorché intelligente, è un fenomenale strumento di raccolta, federazione, analisi in tempo reale, categorizzazione dell'informazione, ma non capisce il senso. Il senso lo diamo noi. Quindi questa architettura, questo sistema nervoso che abbiamo messo in piedi, che è scalabile, cioè più ci impegniamo noi a farci circolare dentro della conoscenza, più avrà della materia da far andare dove serve, dei contenuti da far arrivare dove serve, sarà funzionale. Senza questa dimensione è, come dire, è un bel prototipo, ma che avrà poca utilità. Scusate, sulla dimensione tecnologica volevo portare la vostra attenzione su un'ultima sfumatura. Molto spesso le soluzioni di gestione della conoscenza, si chiama knowledge management da 30 anni sta roba, tendono a dire facciamo convergere tutta l'informazione e la conoscenza utile in un posto, un sito, un portale. No, la nostra idea è scateniamo quegli agenti ad andarla a trovare nei dataset e nei database o anche nelle chat su Instagram, su WhatsApp o su Telegram o dove le fate, dove si è manifestata questa tecnologia, perché l'idea di convogliarla sempre in un posto solo fa sì che a un certo punto, se è finito il progetto europeo che ci faceva alimentare quel portale, o se la gente si stufa, poi non abbiamo più il punto d'approdo. Questa è un'architettura federativa. Il ruolo, chiudo finendo richiamando la vostra attenzione su un punto solo, ancora una volta, la comunità è l'attore che genera la conoscenza, ci sono dei connettori fondamentali lì dentro. L'università, gli esperti magari possono validare la conoscenza innovativa che emerge. I connettori chi sono? Sono i consulenti,
sono Veneto Agricoltura, che poi in questo schema dovrebbe avere anche il ruolo di playmaker, uso una metafora cestistica, cioè quella che fa un po' girare la palla intorno e fa giocare nei propri ruoli e secondo i propri talenti i giocatori in questo quintetto, le associazioni di categoria, tutti i diversi attori con le loro prerogative dentro all'Acchis che hanno questa funzione di base di connessione tra gli operatori e le fonti di conoscenza. Chiama le università a una responsabilità molto forte, sono molto contento oggi di vedere i colleghi di Padova e anche se ho messo gli occhiali da poco forse vedo il professor Begalli dell'Università di Verona là in fondo, ma magari invece no. Chiama le università a diventare molto brave, a rendere disponibile la propria conoscenza a queste comunità, perché poi voi lo sapete, no? Siamo dei punti di ancoraggio di una conoscenza innovativa che gira in giro per il mondo e va calata qui dentro. Grazie a tecnologie di questo tipo e all'intelligenza artificiale, come dire, la possibilità di rendere più accessibile, facile, smontabile e rimontabile nei casi d'uso la conoscenza generata nella ricerca accademica diventa, come dire, qualcosa di un po' più semplice da fare rispetto a come è stato nel passato. Questi sono gli elementi, come dire, che caratterizzano quanto vi abbiamo fatto vedere. La demo che avete visto è effettivamente online, c'è, esiste, ora la teniamo chiusa ovviamente perché quello che c'è dentro è poco in termini di conoscenza. Se decideremo che questo sistema, tuttavia, vi ripeto, che ha la caratteristica di essere scalabile, di poter essere implementato un pezzettino alla volta e questo lo dico pure da contribuente, non partire con un mega investimento gigantesco su una piattaforma di cui poi scopriremo che forse il 30% non ci occorre, ma di partire gradualmente e mettere i fondi sulle funzionalità che di volta in volta servono. Noi abbiamo validato dei casi d'uso che consentono di procedere in questo modo. La conoscenza, le connessioni, la comunità invece noi non la possiamo progettare, o meglio, noi le possiamo sostenere, sappiamo anche come mobilitarle, però dipenderà dall'ingaggio di ciascuno di noi. Io credo di aver detto tutto quello che dovevo dire, ho sforato un pocolino, scusatemi, però volevo solamente portare a sintesi il ragionamento che abbiamo fatto in questi mesi. Grazie davvero. Grazie a tutto il gruppo di Ca' Foscari e Veneto Agricoltura. Ricordo solo alcuni elementi, chiamo intanto i prossimi relatori, abbiamo dei testimonials, quindi prego Maria, Antonella, Emanuele, Enrico, prendere posto. E anche Samuele. Come è stato ben spiegato, quando siamo partiti non avevamo questa idea. L'abbiamo, come avviene in tutti i progetti, e questo ci deve proprio insegnare anche per i progetti di gruppi operativi, come avviene in tutti i progetti, quello che succedeva all'esterno del progetto praticamente ci ha condizionato in qualche modo. Perché un anno fa l'intelligenza artificiale era tutt'altro di quella che c'è adesso e quindi ci siamo interrogati e avevamo anche un po' di timore ad affrontare questa strada, perché con Andrea Scarabello, perché come ha ricordato Vladi Finotto alla fine del suo intervento, l'elemento essenziale non è la tecnologia, è ancora l'uomo. E questo è un aspetto, secondo me, fondamentale, che dobbiamo sempre aver presente. L'altro aspetto fondamentale, importante, un'altra citazione che è sempre usata da Vladi, non siamo dei vendors, ha detto, no? E questo è importante perché la piattaforma diventa praticamente uno strumento di interesse pubblico e la profilazione, un'altra parola che è stata citata, non deve portare timore a chi poi sarà profilato, perché comunque i regolamenti comunitari prevedono l'assoluta discrezionalità e riservatezza del dato che non può essere utilizzato in alcun modo ai fini di controllo e quant'altro. Quindi diventa veramente uno strumento di interesse pubblico al servizio dell'impresa. Adesso abbiamo voluto inserire nel programma la testimonianza di alcuni testimonials. Chi sono? Sono dei soggetti, attori dell'Acchis, che o hanno affrontato degli interventi nuovi per noi, l'SRG09, l'SRH05 in particolare, quindi all'interno della regione, oppure hanno voluto affacciarsi anche a un'esperienza comunitaria, in particolare
esperienze date dalla possibilità di partecipare a progetti nel programma Horizon, piuttosto che partecipare ad attività proposte dalla rete PAC, in particolare i cosiddetti thematic group. Quindi in ordine, perché così anche la regia diciamo è avvantaggiata, abbiamo l'intervento di professor Enrico Sturaro e Andrea Scarabello, che ci portano una testimonianza dell'SRG 09, la partecipazione al cosiddetto hub, a un progetto di hub dell'innovazione. A tutti abbiamo detto non tanto di descrivere l'intervento, perché questo lo conosciamo, ma di descrivere il valore aggiunto in quello che fanno. In quello che fanno. Quindi il valore aggiunto dell'SRG, di avere un progetto dell'SRG 09, il valore aggiunto per chi? Per gli imprenditori agricoli essenzialmente, il valore aggiunto dell'SRH 05, il valore aggiunto di partecipare ad attività di proposte della rete PAC, i thematic group in particolare, piuttosto che progetti. 2 anni fa abbiamo usato, l'ho ricordato all'inizio, noi siamo Akis. Dopo la presentazione probabilmente dovremo cambiare, dovremo dire noi siamo Akis e anche noi siamo Apis. Buongiorno, grazie per l'invito. Io sono un professore di zootecnia dell'Università di Padova, mi occupo di sostenibilità degli allevamenti. Devo dire che le sfide che deve affrontare il settore zootecnico sono tante e complesse in questo periodo e oggi sono qui come referente scientifico di un progetto che mira a portare innovazione nel settore del bovino da carne. Il settore bovino da carne è particolarmente rilevante in Veneto e volevo darvi un contributo molto breve su perché abbiamo sviluppato questa idea, da dove nasce la necessità di creare un hub di innovazione sul settore del bovino da carne. Dunque, almeno negli ultimi 20 anni, e qui vado su quella che è la mia memoria di quanto è stato fatto, negli ultimi 20 anni sono stati sviluppati diversi progetti utilizzando sia fondi regionali con le misure del PSR, quindi con gruppi operativi di vario tipo, sia con progetti europei o progetti finanziati in un altro modo, finalizzati a studiare soluzioni innovative per il settore oggetto di questa azione. Nasce comunque un problema. Come si diceva prima, ci sono delle soluzioni, c'è conoscenza, questa conoscenza non è sempre accessibile. Per cui il primo obiettivo da cui ci siamo mossi, la prima necessità da cui ci siamo attivati, è stato proprio quella di mettere a disposizione il patrimonio di conoscenze sviluppate da progetti già esistenti. Per farlo è stato necessario mettere assieme i vari attori che possono contribuire a questo obiettivo. Il secondo macro obiettivo che avevamo e che stiamo cercando di portare avanti con questa misura è quello di creare dei punti di ascolto che raccolgano le necessità che vengono dal mondo produttivo e che possano mettere a sistema un processo, delle procedure che permettano di proporre delle soluzioni condivise e di testarle in condizioni operative il più reali possibili. Ecco che per fare questo abbiamo definito una struttura che vedete essere riportata in questo partenariato. È un progetto che dura 3 anni, abbiamo fatto i primi passi dell'attività, non abbiamo risultati particolari da condividere in questo momento, ma siamo qui per condividere le modalità operative con cui vogliamo procedere. Vedete che il partenariato ha degli attori che sono, oltre a OP Italia Zootecnica, che è il coordinatore e che raggruppa la grande maggioranza degli operatori del settore di produzione di carne bovina in Veneto. C'è poi il partenariato dell'Università degli Studi di Padova, in questo caso faccio io da portavoce, ma c'è il contributo da parte dei colleghi che operano. Lì vedete una serie di acronimi, l'università negli ultimi anni si caratterizza per aver generato diversi acronimi. Io rappresento il Dipartimento di Agraria e assieme a me collaborano colleghi dei dipartimenti di veterinaria e di scienze forestali, soprattutto con il gruppo dell'economia agraria. È presente l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che ha una funzione fondamentale per tutto quello che riguarda la sanità e la salubrità delle produzioni.
Abbiamo poi Unicarve che è in grado di erogare in maniera efficace consulenza e uno studio che ci aiuta per l'attività amministrativa che è MP Consulting. L'obiettivo è quello che ho richiamato prima. Parliamo di supporto all'innovazione per lo sviluppo sostenibile del settore bovino da carne. Andiamo a vedere cosa, provo a rispondere allo stimolo che ha dato Giorgio prima. Cosa ci dà in più questo approccio rispetto ad altri processi? Parto da alcuni esempi. Prima di tutto, noi qui partiamo da quello che abbiamo già fatto in questi primi mesi, processi partecipativi, momenti di condivisione con i vari operatori della filiera per ascoltarli, per raccogliere input, per cercare di capire quali sono i fabbisogni più urgenti. Da questi poi si parte mettendo a disposizione quelle conoscenze che ci sono già da altri progetti e si cerca altrimenti di trovare assieme delle soluzioni innovative. Da fare in che modo? Allora, quando le soluzioni sono già disponibili, la cosa più immediata è essere efficaci con dei percorsi che vanno in azienda e portano consulenza per cercare di migliorare. Noi ci siamo focalizzati su 2 assi che sono prioritari. Il primo punta sulla certificazione per promuovere il valore aggiunto attraverso il miglioramento della sostenibilità complessiva del sistema produttivo, sostenibilità ambientale ma anche sostenibilità economica e sociale. Parliamo ad esempio di benessere animale lato consumatore, ma parliamo di miglioramento della qualità di vita dell'operatore lato allevatore. E un'altra misura di consulenza più specifica sulla salubrità dei prodotti. Ecco, sulla sostenibilità ambientale va poi su un dato oggettivo che è l'adesione al disciplinare standard di produzione zootecnica della carne sostenibile. Il tutto è collegato poi ad altre azioni. Abbiamo sviluppato, anche utilizzando sinergie con altri fondi, un'azienda dimostrativa presso il nostro campus per testare diete da poi a basso impatto ambientale che aumentino l'autosufficienza aziendale da proporre alle aziende, e poi c'è tutta l'attività divulgativa, a breve usciranno degli eventi. Tutte queste azioni messe assieme esulano dal normale progetto di ricerca, esulano da quelli che erano le procedure dei normali gruppi operativi. Qui non c'è un problema specifico e una soluzione da testare assieme e da proporre ai membri del gruppo operativo. C'è in primis il fatto di avere una massa critica che raccolga gli attori rilevanti per la filiera e che possa non solo analizzare e testare innovazioni disponibili o da sviluppare, ma che possa anche creare quell'ambiente di lavoro e di condivisione che il nostro auspicio è quello che possa essere sostenibile al termine del progetto e generare processi virtuosi. Io chiudo qui per stare nei tempi e lascio la parola a Andrea Scarabello che ci porta il punto di vista invece del mondo produttivo. Una cosa veloce, scusate, questa la dico per dare mi stavo dimenticando, un valore aggiunto per noi siamo università, dobbiamo fare formazione, un valore aggiunto di questo progetto, e qui ringrazio Unicarve che ci ha creduto. Unicarve ha cofinanziato una borsa di dottorato di ricerca per una persona che sta lavorando su questo progetto e che sarà formata in maniera specifica non soltanto sulle tematiche del progetto, ma anche sul metodo, sui processi che sono stati sviluppati, in modo poi da poterli trasmettere al meglio. E questa è stata una visione che abbiamo condiviso e torno a ringraziare Unicarve per averci creduto. Prego. Allora, mi presento, anzi lo ha già fatto Enrico, sono Andrea Scarabello, lavoro in Unicarve e sono un attore dell'Akis. Per descrivere il tutto, come da proposta di Giorgio, vorrei però comunque partire da una definizione. Quando si parla di Akis si parla di un modello che rappresenta una delle opportunità più rilevanti che il sistema regionale ha messo a disposizione degli allevatori e degli agricoltori. È un modo che si propone per un modello fondato sull'interazione continua tra agricoltori, consulenti, ricerca e istituzioni. E questa è una definizione che ci fa tutti quanti contenti. Poi nella pratica ci dobbiamo rapportare con la base, con gli agricoltori, con le istituzioni, col mondo universitario per creare questa sinergia. Il primo passaggio è stato il focus group. Quando ho iniziato a contattare, quindi racconto la mia esperienza brevemente proprio
Me lo sono scritta per cercare di stare anche all'interno dei tempi dati. Quando ho iniziato a contattare gli associati, invitandoli a questi incontri ristretti, perché si parlava di una decina di persone, e ho cominciato a spiegare di che cosa si trattava, dicevo, guardate, esordivo, guardate, non è la solita riunione, dove normalmente vengono chiamati ad ascoltare, ma dovrete diventare voi protagonisti di queste serate, di questi incontri. Dovete essere voi chi ci date lo stimolo, le informazioni, per quanto è necessario raccogliere, portare avanti e portare all'interno di questo progetto quello che poi sono le iniziative, gli obiettivi che ci eravamo dati. Noi siamo diventati la loro cassa, il loro registratore. Ho usato più volte il termine di tavolo rovesciato, proprio per esprimere anche visivamente nei confronti degli associati che sono intervenuti, visivamente il cambiamento di un concetto oggi radicato. Fino ad oggi l'agricoltore è intervenuto per ascoltare, non si è mai trovato con il microfono in mano. Altra cosa su cui abbiamo poi lavorato è di coinvolgere all'interno di questi focus non solo il mondo agricolo, ma abbiamo chiamato, nel caso specifico, veterinari, liberi professionisti delle ASL, abbiamo chiamato i loro fornitori, i macellatori, perché abbiamo capito che intanto è necessario avere un punto di vista diverso, non solo quello dell'agricoltore, ma anche di tutto il mondo che è molto grande, che gira intorno, e anche per cercare di metterli a confronto fra di loro, perché una delle debolezze del mondo agricolo è che tutto l'allevatore, l'agricoltore, il macellatore sanno tutto all'interno della loro azienda, all'interno del loro cancello, non sanno quali sono le necessità dell'altro, piuttosto anche le opportunità che ne potrebbero arrivare. E quindi è stato anche un confronto, intanto per mettere le aziende intorno a un tavolo, tutti quanti a discutere di queste cose, in maniera, come dire, paritetica, e senza filtri, quindi questo è stato possibile perché tutti questi incontri sono stati mediati dalla presenza dei docenti, che magari all'inizio hanno anche creato un po', come dire, di apprensione, no? Ma trovarsi dall'altra parte e vedere, anziché il professore che detta, vedere un professore che segna quelle che sono le problematiche esposte è stata una novità. Il risultato di questi focus group, prima se ne è anche indirettamente parlato, però alla fine gli agricoltori si sono sentiti importanti, si sono sentiti parte di un progetto, si sono sentiti parte di un qualcosa di nuovo. Si sono liberati in maniera, come dire, si sono espressi in maniera molto sincera. C'è un detto, non so per chi è fuori regione, che al mercato, gli allevatori, gli agricoltori al mercato che va per contare solo le bugie, cioè al mercato ci vanno per raccontarsi solo le cose che non sono vere. In questi incontri invece la cosa è diventata molto stimolante. Ricevere la telefonata di chi non è stato invitato a questo incontro perché non mi hai chiamato, dal punto di vista mio, è stata una cosa molto gradita, impropriamente, ma comunque. Un minuto, ci sono. Il mondo associativo, scientifico e il ruolo delle istituzioni. Allora, ho raccontato tutto quanto. È chiaro che per noi associazioni non siamo più chiamati a interpretare, ma a raccogliere e sintetizzare le problematiche che il mondo agricolo ci fa emergere. Prima l'assessore, il direttore hanno detto no, il mercato è in continua evoluzione, le informazioni continuano a essere sempre tante e non si riesce a correre dietro a tutto quanto. Bene, questo è un modo per dare un'opportunità al mondo agricolo, per cui la creazione di gruppi operativi, proprio per entrare nel tema, sono lo strumento con cui affrontare questa nuova architettura che responsabilizza tutti gli attori della filiera. Il mondo scientifico è chiamato a rispondere alle esigenze non più perché
c'è il professorone che le pensa che quella potrebbe essere una ricerca importante, ma perché è l'agricoltore che lo spinge, che lo stimola. E quindi ecco, è un modo per sedersi tutti quanti intorno a un tavolo, concludo, dove tutti quanti dobbiamo portare le nostre esperienze. Spero che questa esperienza che stiamo facendo sia propedeutica a un mondo, fra virgolette, dei gruppi operativi dell'ACIS ancora più produttivo, come ci ha poi anche prima predetto la dottoressa Claudia. Do questo ulteriore stimolo, spero in una semplificazione amministrativa e una elasticità nell'applicazione dei gruppi operativi, perché pensare 3 anni prima, nella migliore ipotesi, di come sarà un progetto a venire diventa, come dire, un esercizio di fantasia che non è facile essere sempre precisi. Ecco, tagliato un po', qui mi fermo. Grazie. Per la loro testimonianza. Adesso chiamo Emanuele Montemezzi, che ci racconterà la sua esperienza nell'intervento SRH05. Lascia pure il posto, scusami Enrico. SRH05 come SRG09 vede diciamo, la compartecipazione, la possibilità di partecipare a diversi attori dell'ACIS, la formazione, la consulenza, gli agricoltori. In particolare l'SRH05 è un'attività fondamentale per poi poter essere anche di stimolo per attività formative e l'importanza poi della presenza di consulenti, perché in queste occasioni, come ci spiegherà Emanuele, proprio avvengono delle interazioni tra diversi soggetti che appartengono a diverse categorie. Grazie Emanuele. Sì, buongiorno. Un buongiorno a tutti e un saluto da parte mia. Io sono Montemezzi Emanuele e oggi rappresento 2 figure. La prima, che è quella professionale del dottore agronomo, e quindi sono un attore, diciamo così, dell'ACIS. E poi l'altra, che secondo me è quella più importante, è che anch'io ho un'azienda agricola. Quando ho visto la possibilità di questo CSR, mi si sono illuminati gli occhi, perché abbiamo dato tanti concetti, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, abbiamo parlato, io mi sono un po' segnato tutte quelle cose che sono state dette, il coinvolgimento degli agricoltori, il flusso delle informazioni tra noi che siamo da una parte e gli agricoltori che sono data dall'altra. Noi siamo vecchio stile. Cosa vuol dire vecchio stile? Vuol dire che questo progetto, e tu Giorgio hai visto quello che facciamo, è quello di un contatto diretto col vero attore di tutto quello che stiamo facendo, che è l'agricoltore. Anzi, l'imprenditore agricolo, che purtroppo sappiamo ha delle grosse difficoltà. Quindi per noi la stretta di mano, il contatto diretto che siamo riusciti ad avere solo con questo progetto è stato fondamentale, perché abbiamo ricevuto tutta una serie di informazioni che non avremmo potuto fare con altre azioni. Io cerco di stringere perché qui ho i tempi, no? Il progetto è un progetto di agroecologia. Volevo iniziare con un video, se la regia me lo fa partire, ok? E vedete quello che abbiamo fatto sul campo.
Sì, grazie alla regia. Ecco, non ho tante parole, ho altri 5 minuti per esprimere. Quello che abbiamo fatto è il video che vi abbiamo fatto vedere. Noi ci siamo messi in campo e abbiamo ascoltato, prima si dicevano di ascoltare i fabbisogni degli agricoltori li abbiamo ascoltati direttamente in campo. Questo è quello che vorrei comunicare anche oltre a quello che è il progetto, insomma, regionale con l'SRH 05. Vado un po' veloce perché ho i tempi stretti. Non è facile comunicare agli agricoltori, ripeto, mi sento anch'io agricoltore, quindi so come ragionano, perché da quando avevo 14 anni che vado sul trattore, anche se non si potrebbe dire, perché però ho la piena conoscenza di quelle che sono le difficoltà purtroppo economiche. Quindi noi abbiamo detto, visto che abbiamo tutta la parte della conoscenza, cerchiamo di trasmetterla con questo modello di agroecologia che secondo noi è un modello che è innovativo perché vedete da un lato la semina su sodo, quindi tecnologie innovative, però dobbiamo ascoltare anche quello che ci dà la terra. E quello che ci dà la terra è un paesaggio agroecologico, quindi un campo coltivato con le fasce alberate. Queste sono foto che abbiamo fatto durante gli incontri. Questa azienda è già da 14 anni che fa questo tipo di attività e quindi diciamo all'agricoltore che coltiva in modo classico, no, il campo che è questo che vedete, il suolo arato, no. Quindi un continuo apporto di gasolio, di concime, di fattori che devono innalzare la nostra produttività. Dall'altra parte abbiamo invece un suolo agroecologico che punta a rigenerare quella che è la fertilità naturale che abbiamo già nei nostri terreni, che però non riusciamo a capire perché ci mettiamo il trattore grosso, no? Ci mettiamo il gasolio, ci mettiamo il concime, ma in realtà è corretto questo? Secondo noi no. Vi dico, abbiamo avuto anche delle soddisfazioni perché una delle cose che facevamo è stato anche il webinar. L'ultimo webinar che abbiamo fatto recentemente, oltre agli agricoltori, abbiamo avuto 92 agronomi da tutta Italia e ci stiamo rendendo conto che probabilmente noi il progetto dura 2 anni, ma lo porteremo avanti diciamo perché effettivamente risponde a dei fabbisogni che ci stanno chiedendo gli agricoltori. Purtroppo parlo con... io ho un'azienda agricola cerealicola, quindi capisco bene quando mi dicono alcune cose. Dobbiamo rimanere coi piedi per terra. I piedi per terra sono che i costi attuali di aratura e di uso di gasolio e concime sono troppo elevati. Non possiamo più andare avanti in questa maniera. Quindi noi abbiamo detto proviamo a vedere se con questo modello che un po' ritorna nel passato però rispetta la terra, perché noi la terra la stiamo sfruttando troppo e male. Con questo modello agroecologico cerchiamo di tornare indietro. Quindi la nostra visione è quella di innovare senza stravolgere, vuol dire mantenere il terreno così com'è nella propria naturalità. Quando avete visto anche nel video con la vanga, no, col badile, e abbiamo fatto vedere tutta quella moltitudine di microrganismi che erano presenti. Io che faccio agricoltura tradizionale ma che mi sto approcciando con l'SRH 05 a cambiare anch'io perché ho i costi troppo alti, ho detto ma guarda un po' quanti microrganismi ci sono. Quindi parliamo tutto il discorso che dicevate prima della conoscenza. La conoscenza l'agricoltore ce l'ha, ma gli dobbiamo un po' insegnare e questo penso che sia il nostro compito e penso che debba essere anche un compito politico perché vogliono delle risposte sia dalla parte politica, dalla parte tecnica e anche dall'università, ma dobbiamo essere strettamente collegati a loro. I primi attori, a mio avviso, parlo da tecnico e da agricoltore, sono le aziende agricole. Se perdiamo l'azienda agricola perdiamo tutta la struttura. Adesso io vado un po' veloce perché avrei altre slide da farvi vedere. Quindi l'efficienza leale è quella di una diminuzione dei costi, una minore potenza meccanica, una ricostruzione microbiologica che ce l'abbiamo già nel nostro terreno.
è che dobbiamo imparare a ritornare un po' indietro, visto che non possiamo più utilizzare concimazione organica. E una sostenibilità. Vado veloce perché ho 20 secondi. Il progetto è già iniziato nel 2025, dura 2 anni. Quello che abbiamo fatto è webinar, prove in campo, esercitazioni, collaudi. Il personale coinvolto sono dottori agronomi, dipendenti di aziende agricole, e agricoltori. Faremo anche un libro che poi presenteremo, diciamo così, alla fine, e qui vedete altre foto che abbiamo fatto. Tutto il materiale che vi facciamo vedere sono foto georeferenziate che abbiamo fatto proprio in quella occasione. Ecco, e poi termino dicendo questo. Qual è stato il nostro risultato più grande? Il valore più grande di questo percorso, di questo progetto, non sono stati i dati raccolti, perché quelli li troviamo, riusciamo a trovarli, ma le strette di mano e le parole che abbiamo scambiato con gli agricoltori, che ci hanno anche criticato, ma che ci hanno chiesto: dateci una mano, voi che siete agronomi, università, mondo politico, dateci una mano, questo è il messaggio, perché noi con i costi non ce la facciamo più e chiudiamo. Grazie a tutti. Grazie Emanuele. Avete visto appunto nel filmato i diversi test. Ce n'è uno che mi aveva sollecitato tanto la curiosità, è il famoso test della mutanda, che sicuramente era un titolo attrattivo per gli agricoltori e hanno partecipato volentieri. Si è visto nell'immagine il test della mutanda. Passo la parola adesso a 2 testimonial, in successione Antonella Tormen, dopo Samuele Trestini, il professor Trestini dell'Università di Padova. La loro testimonianza è una testimonianza di partecipazione a una particolare attività della rete PAC, i cosiddetti thematic groups. Okay? Adesso vi spiegheranno in cosa consistono questi thematic groups e quanto, diciamo, risulta importante per degli attori veneti poter partecipare a queste iniziative. Prego. Perfetto, grazie. Allora, io sono Antonella Tormen, lavoro presso il Centro Consorzi di Belluno e mi occupo di progettazione e coordinamento di progetti a valere su diversi fondi. Mi sono occupata negli ultimi 10 anni, in particolare attraverso il coordinamento di 2 gruppi operativi finanziati nella precedente programmazione, di temi legati alla valorizzazione degli allevamenti ovini di razze autoctone in zona alpina. E mi sono occupata anche di filiera della lana locale, a cominciare dal 2014, quindi sono anche lì più di 10 anni, anzi è stata proprio diciamo, la lana, in particolare un progetto legato allo startup d'impresa per la lavorazione della lana in provincia di Belluno, diciamo l'occasione per avvicinarmi col mio gruppo di lavoro a temi legati propriamente all'allevamento ovino, e questo perché era da subito emerso con forza il fatto che non si poteva parlare di ricostruzione di filiere locali della lana se non si metteva al centro di questo processo di ricostruzione appunto l'allevamento ovino, anche se parliamo di razze autoctone, quindi di razze orientate prevalentemente alla carne, come nel resto d'Europa. Abbiamo circa 600 razze ovine che sono a limitata diffusione, quindi sono a rischio di estinzione, quindi parliamo di un patrimonio anche di biodiversità genetica veramente molto molto importante, prezioso, e soprattutto sono attività che hanno un po' plasmato le aree rurali, soprattutto alpine europee, e quindi insomma i temi sono molto complessi e molto articolati e connessi fra loro. Quindi quando attraverso il sistema ACHIS sono venuta a conoscenza di questo focus group, dal titolo anche un po' articolato, che è Modi innovativi e sostenibili per rafforzare il ruolo degli agricoltori nella rivitalizzazione della filiera europea della lana, ho pensato che fosse proprio l'occasione perfetta per portare su di un tavolo europeo le istanze, le criticità
le sfide emerse in questi anni di lavoro, sentendomi proprio portavoce di un intero territorio. Mi sono quindi candidata, la candidatura è andata a buon fine e quindi il gruppo di coordinatori di questo focus group, che provengono sostanzialmente dalla Commissione europea, insomma svolgono diversi ruoli all'interno della Commissione europea, da quel momento in poi, dal momento in cui la candidatura è andata a buon fine, ci hanno proprio accompagnato per mano in questo percorso che è tuttora in atto e che si articola in due momenti sostanzialmente. Un primo incontro di 2 giornate si è già svolto a Stoccolma a fine novembre, il secondo incontro sarà a maggio per chiudere un po' i lavori. Il gruppo è di esperti, si compone di diciamo di stakeholders rappresentativi un po' di tutto il mondo della filiera, in primis gli allevatori che, come detto, sono proprio al centro di questo processo di rivitalizzazione della lana nei territori alpini e non solo, e qui mi ha fatto davvero, mi ha colpito tanto la presenza di questi allevatori. Perché? Perché la selezione è stata fatta molto attentamente, quindi non c'era per forza e solo il grande allevatore strutturato eccetera, ma hanno dato voce anche a piccole realtà comunque di nicchia, comunque impegnate, che hanno potuto documentare il loro impegno in questi anni su questi temi, e allevatori mossi da una grande passione, da una voglia di condividere e di portare anche la loro esperienza a servizio anche di quella che può essere diciamo una idea di sintesi da proporre poi alla Commissione europea per definire un po' le future politiche. Quindi cioè invece di lamentarsi sono riusciti, diciamo così, a far tesoro della loro esperienza ed andare avanti e a portare diciamo, il loro punto di vista all'interno di questi tavoli. Poi c'erano, diciamo, trasformatori, anche qua grandi e piccoli, era rappresentato il mondo della ricerca, quindi ricerca non solo in ambito strettamente zootecnico, ma anche nell'uso di materiali a base di lana all'interno di un concetto diciamo circolare di bioeconomia, coordinatori o fondatori di associazioni di rilievo nazionale o europeo dedicati al tema della lana, come Wool Powers, come l'Atelier Land Europe e tante altre, consulenti anche qui non solo tecnici veterinari, quindi orientati al benessere animale e quindi alla gestione dell'allevamento ovino, ma anche consulenti di marketing, anche facilitatore, project manager, eccetera. E poi c'erano i 3 facilitatori messi a disposizione appunto per la gestione di questo gruppo di lavoro. Sono stati 2 giorni veramente molto intensi e faticosi, dico la verità, molto faticosi, perché non erano come questi che sta gestendo adesso Giorgio, cioè avevamo a disposizione tempi brevi con un ritmo molto serrato per proprio arrivare a portare a casa dei risultati e a poterli condividere. Quindi come sono stati 2 giorni, ripeto, molto intensi, in cui ci hanno presentato quello che loro chiamavano uno starting paper, che è un po' in cui venivano raccolti tutti i nostri commenti iniziali, quindi ci siamo un po' allineati rispetto a questi commenti, abbiamo avuto un momento importante di condivisione delle nostre figure, ma anche di quelle che per noi erano le criticità presenti nei diversi territori. Sono stati presentati dei cosiddetti casi ispirazionali, cioè ci hanno chiesto di portare sul tavolo alcune delle idee su quali ciascuno di noi stava lavorando, e poi sono iniziate le vere e proprie sessioni di lavoro che si sono concentrate sui vari aspetti della filiera, quindi produzione e raccolta lana, trasformazione e sviluppo del prodotto, marketing e vendita.
Nella seconda giornata all'interno diciamo, sono state presentati i lavori delle sessioni del giorno prima e quindi evidenziate meglio quelle che sono le sfide chiave per il settore lana condivise tra di noi e quali sono le opportunità di innovazione collegati. E sono stati creati quindi dei team di lavoro, dei gruppi di lavoro tematici che tuttora stanno lavorando. Io sto lavorando all'interno di 2 gruppi di lavoro, uno dedicato allo sviluppo di nuovi processi e prodotti e l'altro allo sviluppo e al diciamo, rafforzamento del primo anello agricolo produttivo della filiera. La Commissione europea ha messo a disposizione degli strumenti collaborativi e lasciandoci anche autonomia di trovarci, incontrarci, scambiarci esperienze, idee, approfondimenti e l'obiettivo è quello di ritrovarci nella prossima sessione che sarà a maggio, non sappiamo ancora se in Spagna o in Bulgaria, per definire dei cosiddetti mini papers, quindi degli approfondimenti tematici che delineano meglio le sfide, le buone prassi, le opportunità emerse da questo intenso lavoro da mettere a disposizione del sistema di conoscenza europeo e anche delle diverse ACIS e per quel che riguarda noi l'ACIS anche della nostra regione, formulando quindi quelle che possono essere viste anche come raccomandazioni pratiche per la Commissione europea e anche delle proposte, delle idee di innovazione che possono essere poi prese in carico da gruppi operativi o da altri progetti innovativi come l'Horizon Europe. Infatti proprio in seno a questo gruppo di lavoro è emersa la proposta di partecipare alla prossima call già aperta di Horizon, che ha proprio all'interno una sezione tematica dedicata proprio al tema della lana. Quindi invito veramente a tenere monitorati questi focus group che sono numerosi, frequenti, hanno temi molto specifici di cui potete venire a conoscenza tramite appunto il nostro ACIS regionale e di portare la vostra esperienza e la voce del vostro territorio, delle vostre aziende all'interno di questi contesti. Grazie. Grazie Antonella per la tua testimonianza, per essere rimasta perfetta nei tempi. Ha detto una cosa importante verso la fine qui, l'importanza poi di lasciare una traccia alla fine, no? La possibilità di lasciare una traccia su documenti che poi possono avere una valenza anche in prospettiva futura, possono essere tenute conto anche dalla Commissione europea. Adesso abbiamo la testimonianza appunto del professor Trestini, Samuele Trestini, che ci racconterà forse ancora meglio questa cosa, perché sia con la partecipazione a un gruppo tematico di cui parlerà, ma poi ci sono state delle evoluzioni e quindi la sua esperienza anche poi nella collaborazione che questa opportunità ha dato come focus group, che dopo può dare delle opportunità, come è successo per Antonella, per la partecipazione al progetto Horizon, in questo caso di Samuele Trestini, altre opportunità. Quindi, prego. Grazie. Adesso penso mi sentiate meglio. Mi presento brevemente, sono Samuele Trestini, io mi occupo di economia e politica agraria e alimentare presso il Dipartimento TESAF dell'Università di Padova e vi presento qui oggi una mia esperienza rispetto a questa iniziativa che in realtà poi, come vi dirò, si è anche un po' moltiplicata con altre attività, ma vorrei anche un po' inquadrare la presentazione dandovi degli elementi generali di quelle che possono essere le opportunità. Per questo vi ho inserito degli elementi anche generici di cosa sono questi gruppi tematici. In primo luogo, come si diceva, sono attività gestite da quello che possiamo dire in modo molto semplice, la rete rurale a livello di Unione Europea, quindi noi abbiamo sistemi a diversi livelli per quanto riguarda il servizio della rete rurale. E questa attività in realtà per noi sembra avere una sola direzione, ma ha una doppia direzione. Il primo punto che leggete lì a sinistra come obiettivi è capire meglio. Vi assicuro che noi partecipando capiamo meglio qual è il contesto europeo in cui ci muoviamo,
ma anche la stessa Unione Europea e la stessa Commissione Europea con queste attività capisce meglio cosa succede, diciamo, nelle diverse parti del territorio. E questo è un primo punto: partecipare a queste attività permette di dare a chi partecipa e a chi appartiene a un determinato territorio, a un determinato ambito, dare visibilità e permettere alla Commissione Europea di capire meglio quali sono le esigenze, quali sono le opportunità e le soluzioni che sono sviluppate nei diversi territori. E un risultato principale che viene offerto è soprattutto quello di proporre e produrre della documentazione che viene messa nella disponibilità, oltre che del pubblico vasto, che di fatto possono navigare il sito di UCAP Network, quindi della rete europea, per poter, della PAC, per poter consultare la documentazione, ma viene messo anche all'attenzione della stessa Commissione Europea, che di fatto chiude il cerchio partendo da una proposta di tematica, raccogliendone poi i risultati. Come è stato ben presentato da Antonella poco fa, le attività sono prevalentemente attività di tipo partecipativo, che coinvolgono i partecipanti in modo attivo e anche molto ben guidate, e quindi di fatto permettono di contribuire portando la propria esperienza. Dall'altra parte però richiede anche un certo ingaggio, una certa disponibilità e un certo impegno a voler dare un contributo. Non è un posto dove si va ad ascoltare, è un luogo dove si va ad ascoltare, ma si va soprattutto a condividere e a contribuire in modo molto attivo. Questo è l'evento a cui ho partecipato io, si trattava di vulnerabilità economica delle imprese agricole, è un tema per il quale io mi occupo come economista agrario in modo piuttosto vasto, in modo specifico, affrontando le tematiche legate alla gestione del rischio in agricoltura, quindi il rischio di reddito, di produzione, ed è questo l'elemento base per il quale io mi sono candidato a questo evento. Sono iscritto ad una newsletter, quindi io ricevo periodicamente la comunicazione degli eventi. Gli eventi che vengono organizzati sono 5 gruppi tematici all'anno e passa attraverso una selezione piuttosto importante, individua circa 40 partecipanti ogni volta. E in questo nostro specifico gruppo tematico abbiamo analizzato un tema che rispetto a quello precedentemente presentato è vastissimo, forse troppo vasto, detto anche nel modo in cui è stato affrontato, che però è molto centrale. Qui eravamo tra febbraio ed aprile del 2025 e sicuramente i temi caldi sulla vulnerabilità economica delle imprese agricole erano piuttosto importanti. Vedete nei 2 punti finali 2 prodotti importanti che sono un report, che dopo vi linkerò semplicemente a disposizione del materiale, e delle buone pratiche che vi devo dire sono state raccolte ma non sono state nel dettaglio pubblicate. Adesso vi darò qualche dettaglio in merito. Come ha presentato Antonella, anche se con tempi molto più ristretti rispetto a quelli proposti, sono stati realizzati 2 momenti, un primo momento online in cui di fatto dopo 2 presentazioni sia da parte dei membri dell'UCAP Network, dell'ufficio dell'UCAP Network, da parte della Commissione Europea e da parte di un testimonial che in questo caso era un funzionario, mi pare lettone in questa occasione, è stata fatta un po' una presentazione di quello che sono gli elementi di contesto, dopodiché si sono aperte una serie di discussioni in cui i partecipanti sono stati invitati a discutere quali sono gli elementi di vulnerabilità per le imprese e mettere sul tavolo quali potevano essere le tematiche principali. Ecco, in un'ottica di partecipazione, l'ho segnato lì, permane una barriera, nel senso noi stiamo parlando italiano qui, e in questi contesti si parla inglese e la capacità di comunicare idee e di ricevere e recepire i concetti è sicuramente una barriera che limita la partecipazione ai diversi soggetti. E la partecipazione è piuttosto vasta, quella che vedete in basso è solo una paginata dei partecipanti. C'è stato un secondo incontro che si è svolto a Bruxelles presso la sede dell'UCAP Network e le attività sono tipiche di carattere partecipativo, di nuovo un evento plenario di presentazione, poi una divisione in diversi gruppi che hanno trattato di argomenti
che sono stati individuati dall'ufficio dell'EUCAP Network, e dopodiché fra il primo e il secondo incontro è stata fatta una sorta di chiamata a disponibilità ad approfondire. Io ho partecipato ad uno di questi, c'era un gruppo di lavoro di circa 6-7 persone che hanno lavorato sugli argomenti, hanno preparato una presentazione che è stata poi condivisa in apertura della discussione all'interno di ognuno dei gruppi, che ha poi formulato una serie di discussioni sul tema. È stato prodotto a valle, con lavoro dello staff dell'EUCAP Network, un report che ha affrontato le diverse tematiche. Quello che immaginate ho partecipato io, ho contribuito io, assieme ovviamente ad altri, è quello che riguarda in modo particolare i temi della gestione del rischio. Ecco, questa è stata un'ottima opportunità, perché io mi sono candidato su questo ambito. Ho avuto la possibilità di comunicare le esperienze che si svolgono in Regione Veneto per quanto riguarda sia lo sviluppo pratico di fondi mutualistici, come ci approcciamo al tema assicurativo, sia le attività di finanziamento della Regione Veneto nei confronti di studi e ricerche in questo ambito, sia la mia personale attività di ricerca in questa tematica. Il tema è stato recepito e ha posto particolare interesse, oltre per lo sviluppo del capitolo in questo caso. Gli uffici hanno chiesto una reportistica specifica su dei casi di buone pratiche di applicazione di questi strumenti nel nostro territorio regionale e nazionale, almeno per quanto erano le mie competenze, quindi queste sono informazioni che la Commissione europea ha acquisito, sebbene non abbia pubblicato. Sono stato coinvolto nella redazione di un articolo sui temi dei prodotti legati alla gestione del rischio e al futuro, sia in vista dell'adozione a livello europeo, sia in vista della prossima programmazione. È un lavoro che non è a firma mia, ma è un rapporto che ho preparato in questo caso per la Commissione europea e che è a firma della Commissione europea, quindi è stata recepita da loro come un documento di riferimento, e mi hanno poi invitato ad un altro evento che aveva a che fare con la cooperazione, per poter presentare un esempio di cooperazione che in Italia è molto diffuso e che in Veneto è molto forte, che riguarda il sistema dei consorzi di difesa, per i quali ho di fatto coordinato anche in questo secondo evento un piccolo focus group per raccogliere punti di vista di diversi diciamo, stakeholder che hanno partecipato a livello europeo. È molto importante la varietà degli stakeholder, come ha ben detto anche Antonella in precedenza. Lo scambio di esperienze è piuttosto ricco. Diciamo che ci sono aspettative molto alte da parte dei partecipanti. È una segnalazione che hanno fatto anche alcuni partecipanti alla chiusura dell'evento sulla cooperazione, in cui hanno chiesto: e quello che abbiamo fatto oggi dove va a finire? Ecco, è un po' sfumato questo aspetto da un certo punto di vista. La direzione, le aspettative è che ciò che si fa abbia una ricaduta pratica fin da subito. Questo non lo si vede, anche se per mia esperienza vi posso dire che quando gli elementi portati sono percepiti in modo positivo, vengono raccolti e vengono diffusi. Un elemento molto importante è l'attività di network, e penso che l'esempio che Antonella ha portato sia molto utile, ovvero c'è la possibilità di avere una piattaforma su cui sviluppare progettazione a livello europeo, ma sicuramente l'aver tenuto dei rapporti molto positivi con il coordinamento del CAP Network permette anche di avvicinare la nostra regione, le nostre esperienze o il nostro paese in senso lato diciamo, ad un punto di sviluppo delle politiche che è quello legato alla Commissione europea, che sicuramente favorisce e rafforza il colloquio e quindi anche mette in buona posizione la nostra regione. Grazie. Grazie Samuele anche per gli spunti che sicuramente Claudia avrà registrato anche di miglioramento, no? Che sono sempre posti in maniera positiva, non di critica chiaramente, per raggiungere un'efficienza e un'efficacia delle attività che vengono proposte. Adesso abbiamo un'altra esperienza, l'esperienza che ci porterà Maria Florencia Ribeiro,
di Confagricoltura è l'esperienza di praticamente partecipazione ad un progetto europeo finanziato dal programma Horizon Europe. Noi abbiamo gli attori principali, le università, che partecipano a molti progetti finanziati dal programma quadro per la ricerca europeo. Un po' meno diciamo, è frequente la partecipazione di soggetti privati e quindi questi attori dell'ACHIS nel momento in cui partecipano a questi progetti possono essere un valore aggiunto per noi regionali, perché possiamo avere un punto di riferimento di poter recepire tutti quei risultati, collegarci alle attività che magari vengono svolte sul nostro territorio, ne parlerà anche Maria Florenzia, per allargare, diciamo, la possibilità di integrare interventi, ma adesso ascoltiamo lei e dopo casomai ci facciamo qualche ragionamento anche nelle prossime puntate. Grazie. Grazie della presentazione, buongiorno a tutti. Mi presento brevemente, sono Maria Florenzia Rivero, un'agronoma argentina che da un paio di anni si è trasferita in Italia per un dottorato, esattamente a Padova, un dottorato di agricoltura conservativa. Mi sono innamorata delle terre venete, ho tradito il mio paese, sono rimasta qui e come ha detto il dottor Trentin lavoro per Confagricoltura del Veneto, nello specifico in questi progetti europei, perché ne abbiamo anche un altro che sta proprio cominciando a breve. E il progetto europeo dell'ambito Horizon, si chiama Lilas for Soil, Living Lab for Soil, che utilizza questo nuovo approccio proposto dall'Unione Europea di creare questi Living Lab, questo di portare il laboratorio negli ambiti della vita reale, in campagna. Il laboratorio si trasferisce dall'agricoltore. E lui come primo attore a portare le pratiche e a lavorare insieme con l'ambito accademico, con l'ambito della ricerca, in quanto a tutti gli analisi, i prelievi dei dati, eccetera. È un progetto di 5 anni con un budget intorno ai 12 milioni di euro, siamo in 24 partner di 6 paesi, c'è la Spagna, il Portogallo, Francia, Italia, Israele e Grecia. Abbiamo 100 demo site, 100 agricoltori che lavorano in tutti questi paesi, abbiamo 125 stakeholder e anche del settore politico di rappresentanza e l'ambito anche accademico e di ricerca. Questo progetto va a testare quello che sono le pratiche di carbonio e come possono contribuire alla transizione in suoli più sani all'Unione Europea. Le pratiche sono quelle che già più o meno conosciamo, la rotazione, le cover crop, il silvo pastorile, i prati permanenti, le torbiere, la gestione dei nutrienti nel suolo, la riduzione delle emissioni di metano, eccetera. In Italia il Living Lab è coordinato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, partecipano anche Confagricoltura del Veneto, ERSAP Lombardia e Carbon Change, che è uno spin-off dell'Università di Milano che va a testare, a controllare e monitorare i livelli del carbonio nel suolo. Abbiamo 20 siti dimostrativi qua in Italia, tanti di loro sono anche nella pianura veneta e coprono un po' tutti quelli che sono le realtà agricole di questo settore di ricerca. Siamo partiti nel 2024, stanno andando avanti soprattutto l'Università Cattolica con quello che sono le sperimentazioni in campo, loro vanno in campagna a visitare queste realtà agricole, vedono come il contesto, parlano con gli agricoltori e decidono come andare avanti in questa transizione verso il carbon farming. Tanti di questi agricoltori hanno già iniziato prima di questo progetto a implementare le pratiche di carbonio, per cui anche è ancora più utile in questo modo perché si riesce ad avere dati che vanno oltre i 5 anni, che è tanto importante nella ricerca, avere un'ampia gamma di anni per poter valutare questi dati, questa informazione. In quanto al progetto, non è solo partecipare in un progetto europeo e tutto rimane lì. Quando uno fa parte di un progetto Horizon o un progetto di grande livello, vede che la rete diventa molto più ampia e questo lo vivo come esperienza propria, lavorando tutti i giorni all'interno di questo progetto, come ci arrivano chiamate, proposte di collaborazione, di scambio di proposte di altri progetti da tutta l'Europa e anche oltre.
Siamo arrivati a conoscere in questo modo un altro Horizon che è Credible, è un progetto che si occupa di raccogliere dati anche attraverso diversi eventi e altri progetti, dati che vanno a essere utilizzati dalla Commissione europea. Loro hanno l'incarico di dare le raccomandazioni all'Unione Europea che dopo si traducono nelle diverse politiche. Questo team, questo Credible, questo progetto ci ha proposto a un paio di partner del progetto Lilas for Soil se volevamo candidarci per ospitare un evento europeo, l'European Carbon Farm Summit. Abbiamo detto di sì, ci siamo candidati insieme a AT Food, che è l'ente che coordina il progetto Lilas for Soil, e con il supporto e la collaborazione di Veneto Agricoltura, nello specifico del direttore Caner, la dottoressa Liviero e il dottor Furlan. Ci siamo appunto candidati, ci hanno scelto e a marzo dal 17 al 19 si svolgerà questa terza edizione dell'European Carbon Farming. Quando è iniziato questo evento 2 anni fa si aspettavano 150 iscritti, sono arrivati 300 richieste, il secondo anno sono arrivate 550 iscrizioni. Questa settimana abbiamo fatto un controllo, siamo già in 700 iscrizioni. Si svolgerà a Padova, nel Padova Congress, avremo 43 conferenze in 3 giorni, rappresentanti dalla Commissione Europea, dalla DG Clima, DG Agri, avremo rappresentanti del settore privato, delle banche, delle industrie, tante partecipazioni dell'ambito accademico, e quest'anno siamo anche riusciti, soprattutto noi qua come Confagricoltura, a portare tanti agricoltori che saranno nel palco principale a parlare delle loro esperienze, sia dentro il progetto Lilas for Soil, ma anche di gruppi operativi di cui ce ne occupiamo all'interno dell'associazione. Per cui è stata una bella opportunità che sicuramente non ci arrivava alla nostra associazione se non era attraverso la partecipazione di questi progetti europei che creano una grande rete. Per cui per concludere, per fare un po' il riassunto, direi che per noi Lilas for Soil, o un progetto di questo tipo, ci ha permesso di accedere alle nuove conoscenze, a portare queste nuove conoscenze agli agricoltori, a fare uno scambio culturale ma anche umano, perché questi agricoltori appunto devono anche interfacciarsi con agricoltori della Grecia, dell'Israele, del Portogallo, della Spagna, capire un po' quali sono le loro realtà, le loro sfide. Ci ha permesso crescere come associazioni, appunto, no? di poter essere uno dei co-organizzatori di questo evento europeo, e anche opportunità di finanziamenti, di consulenza, di reti per gli agricoltori. E per riassumere proprio e concludere, direi che Lilas for Soil non è solo un progetto tecnico, non è solo quello, è un'esperienza che ha aperto strade sia per noi, per gli agricoltori, per le campagne, e ci ha insegnato che l'innovazione cresce quando il territorio dialoga oltre. Grazie mille. Grazie Maria Florencia. Mi è piaciuto sentire tutte queste esperienze perché rafforza da un lato l'importanza del nostro ruolo come back office dell'Acchis nel mettere a disposizione degli attori dell'Acchis Veneto la conoscenza di queste opportunità. A volte non basta mettere nel sito l'informazione, a volte serve scrivere una mail diretta, personale, per conoscenza diretta, e qui dico è importante la conoscenza diretta, il rapporto personale, cioè in questi ambiti fa ancora la differenza, la differenza dei rapporti personali fa veramente, rende grandi le cose. E dall'altra parte la responsabilità sempre del back office e di Veneto Agricoltura in quanto gestore dell'attività formativa, perché come diceva Samuele probabilmente dobbiamo anche allenarci a preparare una squadra per potersi candidare alla partecipazione, cioè dobbiamo riuscire in qualche modo a costituire una sorta di squadra, di rete di persone che dal punto di vista linguistico, dal punto di vista delle conoscenze, delle competenze, possono condividere, mettere a fattor comune la loro conoscenza, le loro competenze, e poter raccogliere, poi trasferire e portare in regione ancora. Quindi grazie. Adesso potete pure andare ai vostri posti. Chiamo per un intervento importantissimo finale, perché l'ultima slide
di Claudia ha lanciato il tema del rinnovo generazionale e come gli interventi ACHIS possono favorire e promuovere questo ricambio generazionale. Quindi chiamo la professoressa Teresa Del Giudice dell'Università di Studi in Napoli Federico II che ci parlerà appunto di come l'ACHIS può essere messo a disposizione per il ricambio generazionale. Grazie Teresa. Grazie. Per cambiare qui, buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato, cosa che ho detto già ieri perché è sempre molto bello, no? Passare del tempo con attori diversi dell'ecosistema della conoscenza. Come dicevo con i miei colleghi della Ca' Foscari, con la professoressa Moracher, è molto più quello che voi date a noi che quello che noi diamo a voi, quindi di questo insomma vi ringraziamo molto. Sarò brevissima, è una menzogna, però questo serve sempre quando si è l'ultimo intervento, dire una cosa del genere mette le persone in maniera tranquilla, poi non è vero, ma questo scherzo, sarò veramente brevissima, anche perché essere chiamata qui a parlare di ACHIS in Veneto, con la rete interregionale di conoscenza e innovazione, insomma, è abbastanza pauroso, no? Insomma, che cosa potrei aggiungere? Quando io mi trovo in queste situazioni, decido di essere me stessa. Io sono un docente della Federico II, lavoro al Dipartimento di Agraria, sono un agricoltore, sono un imprenditore agricolo, anche se oggi l'azienda è stata passata a mio figlio. Quindi, insomma, come dire, faccio me stessa e cerco di aggiungere quello che ho imparato avendo insomma, tante connessioni con attori diversi dell'ecosistema e avendo fatto insomma, quella degli studi anche con altri colleghi, speriamo di qualche utilità. Vado veloce perché molte delle cose che volevo insomma, condividere con voi già sono state trattate ovviamente in maniera eccezionale, quindi cercherò di andare un po' più veloce, ma cercherò di mantenere per quanto è possibile una visione completa su quelle poche cose che volevo condividere con voi. Ovviamente si parte dal contesto, questa è una cosa che noi dell'università facciamo benissimo, partiamo dal contesto perché è sempre molto, diciamo, cool, no? Però questo è importante perché parlare di giovani oggi è una sfida enorme, perché parliamo non solo di giovani agricoltori, e questo già potrebbe essere insomma, un motivo di paura notevole, ma parliamo di giovani in un contesto, quello attuale, che è un mondo nuovo. Quindi non solo giovani agricoltori che già insomma, partecipano al settore più rischioso che esiste nell'economia, come il collega Triestini ci insegna, no? C'era il mio professore di estimo, che diceva ci sono 3 modi di perdere i soldi: con le carte il più divertente, con le donne il più piacevole, con l'agricoltura il più sicuro. Quindi questo lo dobbiamo ricordare, quindi a parte le battute dei nostri maestri, cioè non solo in agricoltura che è il settore più rischioso, ma in un mondo che è cambiato, no? Insomma, come diceva Draghi o come diceva il premier canadese, l'ordine antico è saltato, quindi è tutto da reinventare, non solo negli aspetti sociopolitici, ma proprio insomma, nella conduzione, i cambiamenti climatici. Un momento, quello di oggi, ci tengo a sottolineare questo anche se prendo 2 secondi, oggi è il primo momento, i nostri tempi, sono il primo tempo che viviamo in cui l'agricoltura viene chiesta in maniera uguale, in maniera prioritaria e uguale per importanza, di espletare sia la sua funzione ambientale sia la sua funzione produttiva. Non è mai successo che in passato si chiedeva all'agricoltore di produrre cibo, poi si è chiesto multifunzionalità, adesso si chiede di essere resiliente, competitiva, produttiva e ovviamente anche sostenibile. Quindi è una sfida ovviamente enorme. C'è una triplice transizione, questo è anche importante perché noi di solito la descriviamo twin transition, no? Agroecologica e digitale, ma è sociale, cioè noi per portare avanti queste 2 transizioni che sono epocali, noi ci occupiamo in agricoltura da tanti punti di vista diversi e ne abbiamo insomma la consapevolezza, c'è una transizione epocale, cioè non c'è mai stata un cambiamento così profondo di fattori esterni e interni per l'agricoltura ma per la società mondiale in generale, ma è una transizione tripla perché è ecologica, digitale ma anche sociale. Se non ci mettiamo l'innovazione sociale, le prime 2 sono impossibili,
perché ovviamente si innestano su un cambiamento culturale che è fondamentale. E poi questo è un altro aspetto interessante. Oggi, forse sarà successo qualche altra volta nella storia della politica agraria, ma combinando i cambiamenti, il sociopolitico che cambia, eccetera, oggi ci troviamo in un confine, come quello mi pare che è in Friuli Venezia Giulia, dove ci stanno 3 nazioni. Cioè abbiamo una vecchia programmazione che è finita ieri, il 31 dicembre, chi lavora nelle regioni ne ha ancora i segni sul corpo. Poi ce n'è un'altra nuova, ma in realtà è già vecchia perché l'abbiamo vista, è quasi finita, quella che noi le chiamiamo la nuova programmazione, in realtà è quasi finita, e stiamo già cominciando a pensare a quella successiva senza avere i dati di quella che stiamo vivendo, avendo appena i dati di quella che abbiamo vissuto, quindi è un momento abbastanza importante. La FAO, tutti i grandi attori di ricerca mondiali ci dicono che fra 40 anni l'agricoltura sarà diversa, ci saranno tante aziende diverse, aziende che lavorano sulla carne sintetica, aziende che lavorano sulla grande sostenibilità e sull'agricoltura rigenerativa, e chi più ne ha più ne metta, ma noi non gli abbiamo gli imprenditori per questi, perché se fra 40 anni nel 2040, considerando l'età media dei nostri imprenditori, noi gli imprenditori che gestiranno queste aziende ancora non le abbiamo, considerando che in Italia solo il 9% sono giovani, in Europa un po' di più, ma comunque rimane il fatto che noi gli imprenditori per quelle aziende diversificate, innovative, evolute, urbane, hobbistiche, non li abbiamo. Quindi questa è la vera sfida. Quindi la prima cosa che secondo me con cui ci dobbiamo lasciare, a parte tutte le altre belle chiacchiere che vi dirò in quelle altre poche slide, è che oggi non parliamo anche dei giovani, dobbiamo parlare prima dei giovani, perché tutti i soldi che noi impieghiamo, questo parlo con le autorità di gestione, con noi che facciamo, sono destinati al nulla, perché non abbiamo con cui costruire poi queste cose. Abbiamo questi giovani, sono un 10%, il tasso di sostituzione è abbastanza basso ovviamente. La cosa interessante è che non è solo legato alla debolezza dell'agricoltura o al fatto che l'agricoltura sia anche da un punto di vista di percezione culturale, debba ancora lavorare, soprattutto al sud debba ancora lavorare per essere considerata al pari dell'edilizia o al pari di altri settori, cioè meglio un manovale in edilizia che un operaio in agricoltura, questo ci stiamo ancora lavorando, meglio un piccolo imprenditore da qualche altra parte e non un imprenditore agricolo. Nel nord questo è meno sentito, però rimane il fatto che i dati ci dicono che anche in agricolture possenti come quella del Veneto, dell'Emilia Romagna, della Toscana, molte volte l'incidenza dei giovani non è migliore di quella di altre agricolture, quindi vuol dire che non è quello l'elemento fondamentale, come ripeto, non sono i soldi l'elemento fondamentale, perché chi si occupa di questo mi potrà fare anche una stima di quanto l'Europa ha impiegato per il ricambio generazionale da McSherry, forse da là possiamo cominciare, dal 1992, quanti soldi abbiamo investito per dei risultati che sono in quel 9%, quindi vuol dire che qualcosa non l'abbiamo capita, qualcosa non l'abbiamo fatta, o quanto meglio, visto che i tempi sono cambiati, qualcosa in più dobbiamo fare. Però ovviamente sono aziende giovani che hanno delle caratteristiche, hanno chiedo scusa, come si va indietro? Subito sapete chi è l'assassino e non va bene, hanno un livello di istruzione più alta, però non istruzione legata all'agricoltura. In Campania, per esempio, abbiamo una grande area specializzata in quarta gamma, come molte voi sapete. I figli si laureano alla LUISS, si laureano in economia, non si laureano in agraria, molti. E questo è un esempio, ma quindi gli imprenditori di oggi hanno un grado di istruzione più alta, ma non strettamente agronomica, agricola, agraria. E questa è una cosa di cui parlavamo ieri, e nel frattempo la carenza di lavoro in agricoltura ha fatto sì che le aziende non abbiano più quei riferimenti, questo parlavamo con la dottoressa Fabbri prima,
non abbiano più quei riferimenti culturali che era il capo azienda, oppure l'operaio importante che aveva seguito gli ultimi 15 anni, oppure insomma l'operaio che aveva fatto anche una preparazione negli anni, quindi aveva anche una sua conoscenza più o meno aggiornata. In molti casi non c'è più. Quindi abbiamo degli imprenditori giovani nel settore più rischioso dell'economia, in un periodo storico confuso, senza un riferimento di conoscenza locale. Quindi è questa la figura in media, ovviamente, poi ci sono insomma casi diversi, però in media è questa la realtà. Quindi abbiamo ovviamente delle aziende che sono insomma tramandate, perché sappiamo in Italia il problema della terra non è una cosa facile, infatti molti sa un affitto, che questa è una cosa bella, perché se non siamo riusciti a mobilitare la terra con l'acquisto, però l'affitto mi sembra una cosa importante. Ovviamente sono giovani che innovano o quantomeno comprano innovazioni, che è una cosa diversa. La comprano perché noi ci investiamo, cioè tutta la nostra politica di supporto sull'investimento è per l'innovazione. Quindi sicuramente la comprano. La useranno bene, la useranno no, tutti i DSS li usano, la letteratura ci dice no, li usano per un po' e poi non li usano più. Però questa è una cosa altra su cui dobbiamo lavorare. Cominciano ad usare il digitale, anche su questo bisogna capire quale digitale, visto che le aziende con i computer, cioè non sono moltissime, insomma innovativa, sono propensi all'innovazione tipo le TEA ovviamente, sono molto importanti nell'agricoltura multifunzionale, nelle nuove forme di agricoltura. Quindi anche su questo, come dicevamo prima, quest'anno ricadono i 25 anni dalla legge sulla multifunzionalità, forse anche su questo dobbiamo ripensare, perché io sono convinta che gran parte delle aziende, molte sono giovani, fanno delle cose fuori legge, ma non perché sono illegali, che fanno cose così avanzate che la legge non c'è. Quindi anche su questo forse è il caso di ripensare. Quindi qual è l'ACIS? Non voglio, ovviamente, ne visto il contesto, più importante i colori per vedere che ogni regione ovviamente l'ha interpretata. E questa è una cosa importante, perché vuol dire che c'è uno sforzo di calare un sistema della conoscenza sulla realtà specifica, che è fondamentale. È inutile prendere, come ha detto Vladi, che mi è piaciuta molto, insomma col martello cercare di farlo entrare, perché è inutile. Ovviamente partire dai fabbisogni, e vado veloce, la formazione e la competenza è tutto nuovo, quindi anche questo deve essere sia la tipologia di formazione, ma anche le competenze sono nuove. Pensate ai droni, cioè per finire a cose anche più banali, c'è un mondo nuovo. L'anno scorso partecipai a Verona Tech, ci fu a Verona, proprio specifico Verona Tech, io sono agronomo, sono un professore di economia agraria, ho un'azienda da 300 anni di famiglia, non capivo niente di quello che vedevo, cioè erano tutte start-up dell'aerospazio con un livello di tecnologia talmente evoluto che fa capire che non può essere l'imprenditore che si sceglie il sensore, a meno che non sia un imprenditore laureato in ingegneria aerospaziale e capisca cose particolari. Non può essere l'imprenditore. Certo lo può vedere, eccetera, eccetera, ma sicuramente ha bisogno di un traduttore e quindi questo è importante. La richiesta di una formazione continua e ritagliata sui problemi reali, i giovani più che gli imprenditori più diversamente adulti, diciamo che è sempre una cosa migliore, hanno bisogno anche nella quotidianità, ma perché hanno una percezione del rischio più alta. E come ci insegnano chi studia queste cose, quando la percezione del rischio è alta, quello fa sì che il rischio reale sia percepito come più grave della realtà. Quindi ovviamente loro l'assistenza l'hanno bisogno anche nella quotidianità, perché l'azienda agricola oggi è sottoposta insomma, a problemi notevoli. Tutti parliamo di digitalizzazione, intelligenza artificiale, digitalizzazione. In realtà poi andiamo a vedere la maturità digitale delle nostre aziende. Questa è una ricerca che abbiamo fatto con il Polo Digitale Italiano, che è quello finanziato dal MIMIT. Abbiamo diviso 9.000 interviste, abbiamo fatto, questo è il risultato di quelli sotto i 41 anni, su 100, che è come l'Unione Europea valuta la maturità digitale, su 100 9.5 sono maturi. Allora
Questa è un'altra cosa, compriamo le tecnologie, poi le sanno usare? No, è come al sud, dice quello, l'ospedale c'ha la TAC evoluta, ma c'è il tecnico che la sa usare? Molte volte la risposta è no. C'ha questa TAC stupenda, questo macchinario evolutissimo, ma nessuno lo usa, o nessuno lo usa al massimo delle sue potenzialità. Difficile accesso a credito, questa è un'altra cosa, le banche devono stare nell'ACHIS. Noi abbiamo fatto un intervento, è ovvio che abbiamo fatto un focus group con alcune banche la settimana scorsa a Portici, e loro ci dicevano in tutta sincerità, il professore Tristini lo potrebbe dire sicuramente meglio come lo dico io, cioè noi siamo interessati all'agricoltura e all'agroalimentare perché in questi ultimi anni è l'unico settore italiano che va bene. Quindi noi siamo interessati perché è un settore che ci dà fiducia anche con la sua rischiosità e quant'altro. Senza credito è impossibile, anche tutte le misure PSR, CSR o come si chiamerà in futuro, senza un credito, fra virgolette, amico, insomma la cosa diventa difficile. Infrastrutture non ottimali, ma questo è tutto un altro aspetto. Difesa fitosanitaria problematica. Se chiedete a tutti gli agricoltori in tutta Italia, il problema è la difesa fitosanitaria, perché abbiamo due processi che vanno paralleli, sempre meno molecole, sempre più problemi per cambiamento climatico e patogeni alieni. Quindi su quello il focus è importante. E poi difficoltà nel reperire lavoro. Dice che ci azzecca con i giovani? Certo, cioè perché insomma tutto il rischio percepito aumenta dal fatto che io non trovo lavoratori. Allora se ho progetti nuovi, se investo e poi non trovo lavoratori, quindi questo per dire che anche una politica per i giovani si fa con una gestione dell'immigrazione, cioè che sembrano argomenti lontanissimi, ma non lo sono, perché le aziende insomma, ecco, forse insomma, non tutti, ma a sud noi non abbiamo lavoratori, non ci sono lavori, non ci sono lavoratori, non c'è insomma un'adeguata domanda di lavoro. Accesso alla terra, una distribuzione più equa del valore aggiunto lungo la filiera, quindi non voglio andare oltre, questo ha a che fare anche con nuovi business model, perché anche su quello bisogna supportare i giovani, semplificazione burocratica, assistenza tecnica e amministrativa continua, perché ovviamente no? Insomma, quella è veramente secondo me un aspetto importante. Reti e accompagnamento, come si diceva prima, tutoraggio nei primi anni di attività, c'è proprio anche bisogno di un sostegno emotivo, cioè, no? Insomma, anche se il giovane, ovviamente, mettetevi le mani di un giovane che investe in un'azienda con un padre alle spalle, il giovane ha bisogno di sostegno emotivo. Io insomma sono figlia di chi mi ha lasciato l'azienda, quindi posso insomma dire che c'è bisogno. Cooperative, reti di impresa, associazioni, perché gli studi ci dicono che la conoscenza passa molto se c'è un supporto tra pari. Perché? Perché poi ci vuole il professore che ti spiega che questo, cioè, vabbè, eccolo qua, il professore che dice sempre le cose, ma chissà se sono fattibili. Ecco perché le demo farm, le comunità di buone pratiche, il supporto tra pari funziona sempre molto di più che avere un supporto fra, insomma, categorie diverse. Qual è la criticità dell'ACHIS? L'ACHIS ha fatto passi da gigante, cioè ricordiamoci da dove siamo partiti, ricordiamoci che fare una 16 o insomma una misura come dire, similare nelle vecchie e nelle attuali programmi era difficilissimo, bisognava iniziare a spiegare ai partner che si volevano includere che cosa si stava facendo, oggi invece no, cioè, quindi noi i passi da giganti li abbiamo fatti, però ovviamente rimangono ancora dei problemi che sono la frammentazione, una consulenza che spesso è troppo burocratizzata, molte di queste non dipendono neanche da noi, cioè è il sistema insomma che le difficoltà di accesso, scarsa integrazione tra università, ricerca e imprese agricole, questo molte volte per colpa nostra, insomma, quindi voglio dire, ognuno deve fare le proprie ammissioni, e poi la difficoltà nel trasferimento, ma non voglio perdere tempo. Che cosa potrebbe cambiare? Ovviamente dobbiamo ripensare a un ACHIS specifico per i giovani
E dopo che abbiamo visto, questa è una cosa che diciamo da un po' di tempo, dopo che abbiamo visto i regolamenti nuovi comunitari, mi viene sempre in mente una cosa che si legge nei Baci Perugina, che poi ho scoperto un collega molto più colto di me mi ha detto essere di Oscar Wilde, che dice: stai attento a quello che desideri, si potrebbe avverare. Allora oggi si è avverato perché abbiamo un articolo specifico per i giovani, articoli, come discutevamo con Claudia ieri, pochi e generici, perché l'obiettivo è, in questo framework che ormai dovreste conoscere benissimo, progettate le vostre politiche. Quindi questa è una chiamata alle armi di oggi, perché noi fra 7-8 mesi l'Unione Europea ci dice come sarà la prossima PAC. Nel frattempo abbiamo appena chiuso quella 2 volte fa, stiamo vivendo quella attuale, insomma, quindi oggi non possiamo rimandarlo al domani. Una rilevazione dei fabbisogni, perché noi abbiamo bisogno di accompagnare l'imprenditore, come insomma, ha fatto il gruppo di studio di Veneto Agricoltura, un diverso modello che possa, e qui ci tengo, soprattutto per i giovani, perché dato che i giovani sono oggetto di forti finanziamenti, noi dobbiamo avere una consulenza che sia terza, soprattutto in un mondo in cui se oggi mappiamo i sistemi agricoli, ci troviamo attori che non ci abbiamo mai trovato. Tutto il mondo della digitalizzazione, no? Come diceva prima Vladi, tutto il mondo della digitalizzazione, tutto il mondo dei servizi, insomma attori che hanno una preparazione contrattuale e una forza molto più alta di quella dell'agricoltura. Quindi se noi non assicuriamo ai giovani, soprattutto dove ci stanno i soldi, una consulenza terza, una consulenza realmente per i benefici, insomma, del cliente, non per assicurare le vendite, faremo peggio di come abbiamo fatto nella rivoluzione verde, dove i consulenti erano chi li vendeva i concimi, chi vendeva insomma tutti gli input chimici. No? Perché non c'è cattiveria in questo, noi in economia lo sappiamo, ogni attore massimizza la sua funzione obiettivo. No, non c'è niente di non etico, no? È il sistema che deve assicurare, per questo noi abbiamo una politica agraria, cioè riprendiamoci come si dice, l'orgoglio di essere delle persone che fanno degli interventi per limitare, diciamo così, i processi negativi che il mercato da solo non riesce a limitare. Questo è il nostro ruolo e la consulenza è fondamentale su questo. Mentoring e soft skill, perché tutta la giostra, come si direbbe a Napoli, io poi mi permetto, insomma, si basa sulla fiducia, non si basa su altro, perché se io devo crederti, mi devo fidare, no? Allora, come ha detto il relatore, si basa sul rapporto personale. Quindi anche su questo noi dobbiamo preparare i consulenti, che devono essere capaci di instaurare un rapporto, soprattutto con il giovane, che dovrà gestire le pressioni, insomma, di chi ha gestito l'azienda prima di lui, che, insomma, no, non è una cosa banale. Come dicevamo prima con la dottoressa Fabi, l'engagement non è una cosa banale, cioè tecniche di engagement moderne è un'altra cosa su cui noi dobbiamo investire, perché non possiamo pensare a politiche fortemente innovative e invece pensare di avere gli attori a seguito con metodi antichi. Cioè, questa è un'altra cosa. Figuratevi che noi per un progetto di sviluppo locale abbiamo scelto di collaborare con l'Accademia di Belle Arti, perché l'arte potrebbe essere una strategia utile per la community engagement, ma quella è un'altra storia, un altro convegno. Tutoraggio anche nella gestione. Consulenti, ci vuole l'agronomo di famiglia, come il medico. Ci vuole l'agronomo a cui dice: guarda, c'è questo problema, dice: guarda, io non so niente, però so chi può essere l'esperto. Ci vuole una persona di riferimento, perché non c'è più in agricoltura. Non c'è più perché le conoscenze sono di molti attori, i padri, i nonni sono ormai importanti ma non aggiornate, quindi c'è bisogno di qualcuno di cui fidarsi per poter, insomma. E ho finito
Cosa potrebbe cambiare? Vado veloce. Una formazione l'abbiamo detta, focus su governance, questo è importante perché noi economisti sappiamo che quando facciamo le belle cose, no? C'è una barzelletta che dice un economista agrario era in un deserto e doveva aprire uno scatolo per sopravvivere. E come fa l'economista agrario? Ipotizziamo di avere un apriscatole. Noi non ci possiamo permettere di fare così, dobbiamo trovare chi fa cosa e lo dobbiamo insomma individuare in maniera chiara, anche perché abbiamo tanti attori nuovi, abbiamo le università nella loro forma nuova, abbiamo i gruppi operativi, i galli, distretti e chi più ne ha più ne metta. Non solo, noi abbiamo, e chiudo anche con la slide, noi abbiamo oggi, non abbiamo più l'ACIS della PAC, cioè la PAC ci ha finanziato l'ACIS per varie programmazioni, dopodiché ci sono anche delle costruzioni spontanee che sono ovviamente preziosissime, perché il sistema per funzionare bene deve essere endogeno e spontaneo. Noi l'abbiamo finanziato dall'esterno, però in tanti anni abbiamo avuto delle creazioni spontanee, quelle le dobbiamo includere. Ormai l'ACIS nazionale, regionale, i micro ACIS non sono più quelli della PAC, sono quelli che realmente ci sono, e quello è un altro sforzo, individuarli e connetterli. Vado, qualche osservazione per cominciare, non è un errore, perché per cominciare a pensare no, che voglio ricominciare da capo. L'ACIS non è che dice uno è bravo e l'altro non c'è una ricetta, sono cose così, luogo specifiche e complicate che non è facile, però se non ne parliamo non possiamo avanzare. Siamo su un confine delimitato, l'abbiamo detto, da 3 programmazioni, i fondi sono importanti ma non sufficienti, ce lo dimostra il fatto che abbiamo il 9% dei giovani dopo, da 92 a oggi, non mi fate fare il conto perché potrei perdere tutta la mia autorevolezza, però sono tanti anni. Accompagnamento e integrazione sono le strategie, ma dobbiamo scegliere come farlo, creare reti di comunità, e questo l'università può avere un ruolo nuovo, le istituzioni pubbliche anche, perché sono terze, perché sono pubbliche, cioè non ce lo dimentichiamo il valore di un'istituzione pubblica. Strategie europee per il ricambio generazionale, come ci ha fatto vedere Claudia, ci dice che noi dobbiamo anche qui fare politiche integrate, nazionali e non, perché noi abbiamo anche la possibilità di fare qualche politica nazionale che non sia solo la PAC. Quindi insomma su questo dobbiamo pensare, perché lo starter PAC è importante, ma non è sufficiente, noi dobbiamo pensare all'accompagnamento. E chiudo veramente con una frase che mi ha colpito di Carlo Levi, che dice: nel mondo dei contadini non si entra senza una chiave di magia. Ecco che questo è quello che dobbiamo costruire, la magia. Grazie. Allora, grazie Teresa Del Giudice. Anima e core, come dite voi, no? Quindi allora vi ricordo solo che fuori possiamo trovare qualcosa con cui anche poi rinvigorirci dopo questa bella mattinata, e vi ricordo anche questo badge qui che avete, non buttatelo via. Prima cosa perché potrebbe domani forse avere un valore, perché è la prima apparizione del logo dell'Accis Veneto, e quindi tenetelo con cura perché potrebbe avere un valore domani. Okay? Sul logo poi ci sarà una comunicazione da parte di Veneto Agricoltura più allargata, non in questo momento, in momenti diversi. E poi dietro, alla parte dietro, c'è questo QR code. Questo QR code, scanalizzandolo, avete la possibilità di reperire tutta la documentazione, tutte le presentazioni che sono state presentate questa mattina. Io vi ringrazio molto, ci scusiamo per essere andati un po' lunghi, siamo partiti un po' in ritardo, però dai, ne valsa la pena, penso. Auguri, buona vita a tutti.